stretto mi copa chi che non ga il moschetto ponte de Priulale un piave nero tutta la grava è un cimitero. Ponte de Priulale un piave amaro i fusilai buttai dentro in un maro. Ponte de Priulale un piave mosso e il sangue italiano l'ha fatto rosso. Forse anche i nostri politici, se pensassero più alla pace, anche i nostri politici veneti che non alla pista da Bobo al ponte di Messina, visto che abbiamo sti ponti, ponti della Priula, che sono dei cimiteri purtroppo, i cimiteri delle guerre li abbiamo in tutti i posti, in tutti i paesi, in tutto il mondo, ma si continua a investire nelle armi, si continua a morire, ma chi muore? Sempre persone innocenti che non c'entrano niente, mentre i grandi sono protetti al sicuro. Questo è il grande problema. Però finché non ci svegliamo, o ci sveglieremo chissà quando, io punto molto sui giovani, perché ci credo molto, forse sono gli unici che hanno il coraggio di mettersi la faccia, di protestare, anche in maniera delle volte esagerata, ma non c'è altra soluzione. Solo numeri e proteste veramente urlate fanno scuotere la politica. Ne parleremo questa mattina con Simone Borile, collegato da Padova, giudice esperto in Tribunale di Sorveglianza di Venezia, antropologo, criminologo, direttore Campus CES di Padova. Grazie dottor Borile di essere qui con noi, mi fa veramente piacere averla ospite, e saluto anche il dottor Franco Polato da Venezia, presidente SILB interprovinciale Venezia Rovigo, sindacato italiani locali da ballo. Grazie anche a lei Polato di essere qui con noi, di rivederla, perché ce ne sono di cose da parlare, da raccontare. Io partirei proprio però con questo filmato, con questo video che parla una donna che l'hanno salvata, che era stata veramente minacciata, umiliata sul web. Andiamo a sentire. Attraversando, appunto, erano le 2 di pomeriggio, quindi stavo per andare in direzione comunque pedonale, dove appunto ho visto questa mamma che con fatica stava cercando di attraversare le strisce pedonali, e il mio gesto che mi era venuto in quel momento era comunque di darle una mano, un supporto che potesse anche essere trasportare la carrozzina. Mai avrei pensato comunque di vedere comunque poi nella direzione opposta un'auto, tra l'altro a parte anche la velocità in cui andava, di sfrecciare a tutta corsa. Non ci ha pensato un attimo Federica Marinaro, ha spinto la mamma che stava attraversando con fatica le strisce pedonali davanti alla chiesa di Sant'Ignazio a Montà, popoloso quartiere di Padova, riuscendo a evitare che sia lei che la figlia di appena 2 anni, che vive grazie a un respiratore per una malformazione genetica ai polmoni, fossero investite dall'auto, un Audi, che non si è neppure fermata. Una via molto pericolosa, via Montà, strada di attraversamento e di quartiere, dove il limite dei 50 km/h spesso viene ignorato. Un gesto istintivo quello di Federica. Non ci ho pensato in quegli istanti, in quel momento c'era di fare il mio dovere, quindi comunque di aiutare quella persona in difficoltà. Mi sono io fiondata in mezzo alle strisce pedonali proprio per aiutare quella
quella mamma, ma ripetiamolo, quella bambina comunque di 2 anni. Mai avrebbe pensato Federica che il grazie della mamma, che ha raccontato il fatto sui social, potesse trasformarsi in odio da tastiera, con insulti pesanti e molto offensivi nei confronti suoi, della mamma e della bambina. Sono partiti comunque dei commenti, i primi che mi hanno scritto tra l'altro dicevano: peccato che non sono diventata comunque io invalida come la bambina, o ancora comunque del gesto che facesse talmente schifo e non avesse rilevanza. Ma poi si è implementato di più questo odio con ideatori che mi hanno anche augurato, purtroppo, come la povera ragazza Giulia Cicchettini, la sua tragica fine, diciamo. Ed è questa stata comunque la cosa più eclatante, ma anche più scandalosa, se possiamo dire in questo modo. Ed è veramente una cosa che mi fa anche male comunque vederlo e sentirlo anche proprio personalmente. A mandare una lettera alla nostra redazione la mamma della bambina, con un grazie di cuore a questa giovane e coraggiosa donna. Non intraprenderà alcuna azione legale Federica Marinaro. Da odio nasce odio, teme. Ho paura comunque e settore comunque di incitare di più l'odio già di queste persone che nascono comunque con un'infelicità o non capacità comunque di chiedere aiuto in qualche modo. Allora, dottor Borile, proprio mi rivolgo per prima cosa a lei. Questo web, questi codardi che poi non si firmano perché sono veramente dei codardi, però che possono permettersi di dire di tutto, e soprattutto quando riescono a entrare nelle menti fragili, nella fragilità, diventa distruttivo, diventa problematico. Noi abbiamo sentito questa donna, questa ragazza che sicuro fragile non è, però capisce bene che forse qualcuno dovrà decidersi a dire basta. Cosa dice, dottor Borile? Allora, si ritiene che la violenza digitale, proprio perché non messa in atto di presenza, non abbia delle ripercussioni psicologiche ed emotive su chi la subisce. Questo è assolutamente falso. Il problema del web è che nascono delle comunità di odiatori seriali che si nutrono proprio in assenza di un mancato processo sanzionatorio immediato. Ognuno può scrivere tutto quello che vuole sul web e non ha immediatamente un feedback circolare che possa in un qualche modo sanzionare quella loro condotta aggressiva e violenta. Queste comunità digitali e comunque chi è all'interno di queste dinamiche sono persone che ritengono di essere costantemente impunibili, persone che scrivono qualsiasi cosa protette da un'aura di plausibilità e soprattutto mosse da un presunto anonimato. Ecco, all'interno il grave problema che noi abbiamo nelle comunità digitali, che non è un problema solamente italiano, è un problema mondiale. E sia chiaro, io non sono ostile a quello che è l'utilizzo dei social e l'utilizzo delle piattaforme. Esse rappresentano a tutti gli effetti una estensione della nostra socialità, proprio perché noi all'interno delle piattaforme scriviamo, ci informiamo, siamo fruitori di notizie, siamo autori anche di contenuti. Proprio ha un aspetto positivo, va regolamentato, e questo è il grave problema, l'assenza di una regolamentazione ed un'azione sanzionatoria immediata. In quelle dinamiche accade che il sistema inibitorio, da un punto di vista criminologico, viene completamente disattivato e le persone possono scrivere qualsiasi cosa ritenendo di essere nella loro aura di plausibilità, nel loro anonimato, nella loro facilità di accessibilità a scrivere i contenuti, essere immuni da qualsiasi conseguenza. Questo è un problema anche non solamente sociologico, perché in assenza di un feedback riprorevole, sanzionatorio, punitivo, una persona molto spesso, proprio sostenuta da altri membri del gruppo, sente di avere un feedback positivo dagli altri e rinforza la sua azione accusatoria, diffamatoria e lesiva nei confronti della persona, sostenuto dal gruppo, e invece non in un qualche modo limitato da quello che potrebbe essere una norma giuridica che possa in un qualche modo regolamentare queste forme di violenza digitale che hanno dei grossi impatti a livello comportamentale, psicoemotivo nei confronti di chi le subisce, ovviamente.
Però se si vuole qualcosa si potrebbe fare, anche molto a mio avviso, e qua dovrebbe intervenire la politica. Abbiamo sentito ad esempio che il sindaco di New York ha detto basta a certi social veramente distruttivi che portavano addirittura il suicidio, giochi incredibili. E mi sembra che abbia avuto un eco a livello mondiale questo basta di questo sindaco. Perché non si vuole intervenire? Perché lei ha detto riguarda tutto il mondo, è vero, ma io vivo in Italia e vorrei essere protetto anche qua nel mio paese, perché questi casi li abbiamo anche noi. Perché non si fa, secondo lei, dottor Borile, non si dice basta, sì, social, ma in una certa maniera? Allora, guardi, è molto difficile oscurare delle piattaforme ed è molto difficile regolamentare, proprio perché molte di queste hanno in un qualche modo sede legale all'estero, e cancellare un video, cancellare un contenuto, a meno che questo non sia prodotto o in qualche modo non sia gestito da una piattaforma presente a livello nazionale, è praticamente impossibile. Deve esserci un coordinamento e una volontà collettiva per sanare e per regolamentare queste piattaforme. L'esempio che lei ha portato è corretto. Ci sono dei social che propongono degli schemi e dei modelli comportamentali che sono pericolosissimi. Le faccio un esempio proprio sulla spinta di quello che lei ha appena poc'anzi detto. Il fatto dei videogiochi violenti, no? Che molto spesso possono portare anche a degli esiti drammatici proprio per chi ne sviluppa una dipendenza. Se lei prova a vedere alcuni videogiochi, attraverso l'uso della violenza la persona passa al livello successivo. Questo rappresenta nella psicologia comportamentale uno script cognitivo, cioè un modello da emulare, proprio perché produce un'ebbrezza, una gratificazione. Il successo si arriva attraverso l'utilizzo e lo strumento della violenza. La violenza diventa unico strumento possibile per un'acquisizione di un esito. Il problema è che se io vedo quel contenuto in modo reiterato nel tempo e quel tipo di contenuto mi produce un feedback, una gratificazione psicoemotiva, corro il rischio, soprattutto nelle menti più vulnerabili, nelle menti più fragili, nelle menti più dipendenti, di trasmettere un modello comportamentale che rischia poi di essere riprodotto nuovamente nella vita reale. Uno script, un modello comportamentale, se riprodotto nel tempo in modo reiterato e costante con una finalità, può essere assunto, incorporato dalla persona e posto in essere ovviamente da questo soggetto. Quindi hanno anche una grande responsabilità questi social, questo sto cercando di dire. Far vedere scene violente in modo reiterato può rappresentare un copione, un modello che può essere acquisito e drammaticamente riprodotto poi nella vita reale. Però è anche vero, dottor Borile, come ha spiegato benissimo lei e la ringrazio, che è un problema che riguarda il mondo intero. I giovani sono in tutto il mondo, i suicidi ci sono in tutto il mondo, questi giochi riguardano tutto il mondo, dappertutto. Allora, come si è fatto nel vaccino? Dove si vuole si può fare squadra, se si vuole fare del bene a tutte le comunità. Qui non si vuole fare squadra perché c'è un business, siamo sempre là, dottor Borile. È inutile che ce la giriamo e ce la stragiriamo. Il problema è che sotto anche a questi social c'è un business pazzesco e questo fa malissimo, ma crea anche un danno psicofisico non da poco su queste fragilità, nel silenzio assoluto di chi dovrebbe intervenire. Capisco che, come ha spiegato bene lei, e avete capito anche a casa, perché io invito gli ospiti a far capire, non è che io sono in Italia e posso fare quello che voglio, perché se la piattaforma è all'estero, come ha spiegato lei, non posso fare niente. Però se tutti quanti fanno squadra, si può intervenire e bloccare. Il problema è che non vogliono fare squadra perché alla fine c'è questo grande business. Grande business anche nelle discoteche. Sentiamo anche cosa dice il dottor Franco Polato, presidente
Presidente Silva, questi ragazzi che veramente sballano, però io ho avuto anche il Venerandi, che lei conosce benissimo, l'altro giorno, devo dire che ce la state mettendo tutta per cercare di dare delle risposte positive. Il problema è che come escono dalla discoteca, abbiamo sentito vari casi, fanno di tutto e di più, perché riuscite a mandarli fuori dalla discoteca, ma non basta. Questo sballo che alcuni ragazzi veramente vogliono fare il sabato, la domenica, coinvolgendo poi altre figure, fa veramente male. Com'è la situazione, dottor Polatto? Allora, il business delle discoteche, come avrà avuto modo il mio caro collega Giannino Venerandi di dirle, ormai non è più un grande business, nel senso che fisicamente non abbiamo un numero, no? di nascituri, per cui non abbiamo più tantissima gente che vuole andare in discoteca, per cui diciamo questo business si è ristretto parecchio, non è più un business diciamo così interessante. La cosa preoccupante secondo me, che io noto sempre di più parlando anche con tutti gli associati, è che queste generazioni non riconoscono più l'autorità. È un discorso un po' più profondo, un discorso che va a puntare, se si vuole, il dito contro, ma non contro, comunque mettere in evidenza la famiglia, cioè vengono meno quei principi, quei valori che una volta c'erano, oggi mancano, a differenza magari di situazioni, come si dice, nel passato, dove l'autorità aveva il suo peso, dove la figura di un docente, quindi di un professore, per noi professori, oggi docente, aveva un certo peso, un certo valore. Io apro un giornale e leggo che i professori vengono aggrediti, i docenti vengono aggrediti, i presidi vengono aggrediti perché il genitore non accetta magari la nota mandata a casa, piuttosto che... Quindi arrivano a noi poi in discoteca in situazioni dove la notte, dove l'euforia, dove magari il bicchiere in più, e quindi la gestione di queste persone, di questi ragazzi diventa veramente problematica, ma veramente problematica. Il fatto che noi riusciamo all'interno dei nostri locali, dove ricordo ci sono del personale prontamente formato, dove c'è della gente che sono dei professionisti in questo mondo, riusciamo a gestirli, diciamo, riusciamo tra virgolette a portare la serata a casa. Poi quando proprio sono al di fuori e sono liberi a se stessi, lì vediamo proprio l'anello debole della catena. Il famoso buon senso che tutti noi avevamo una volta e ci veniva insegnato viene meno, perché sono giovani, sono entusiasti, come deve essere sicuramente, insomma sono il nostro futuro. Però il grande problema secondo me parte proprio dal nucleo familiare, e cioè determinati meccanismi o determinati valori devono essere passati, devono essere veramente tramandati di famiglia in famiglia, devono essere supportati dai genitori, devono essere spiegati, devono essere capiti. Sicuramente quello che viene meno secondo me è proprio che il giovane, tra virgolette, non riconosce più l'autorità. Ne abbiamo i giornali pieni, voglio dire, succede nelle scuole. Una volta noi eravamo messi contro il nostro professore e dall'altra parte della scrivania c'era anche la nostra famiglia, e quindi ti trovavi in minoranza e comunque andavano le cose, avevi sbagliato, anche se eri nel pieno della ragione, avevi sbagliato, perché era un presupposto che ha generato molto probabilmente delle cose positive questo metodo. Io non parlo di alzare le mani, di essere violenti, Dio me ne scampi e liberi, sto dicendo questo, però ripeto, quello che vediamo noi è la mancanza assoluta di riconoscere una figura di riferimento che può essere appunto all'interno dei nostri locali la figura del bodyguard, di quello che fa la sicurezza. Tanto sanno esattamente che possono alzare le mani perché dopo il papà arriva e manda l'avvocato, tutto un assieme di dinamiche pazzesche, e quindi fortunatamente la professionalità all'interno dei nostri locali è buona, è molto buona, perché devo dire insomma che quello che succede all'interno dei nostri locali è gestito da professionisti, e purtroppo questa è la cartina tornasole dei nostri momenti. Per tornare ai social media, direi, se io guido una macchina in un centro abitato a 140-150 all'ora, è facile che se qualcuno attraversi non abbia il tempo o comunque possa causare un incidente.
Ed è la stessa identica cosa, non è colpa della macchina chiaramente, è colpa del guidatore che in quel momento sta tenendo una condotta non corretta. Ed è la stessa cosa dei social. È chiaro che i social sono una cosa nuova, e poi vedete anche un aspetto, il dottore non so, può confortare, li chiamano tanto social, però alla fine questi social ti lasciano da solo, cioè nel senso sei te stesso che fai il leone alla tastiera e scrivi, ma sei sempre più solo rispetto a prima. Non c'era una compagnia che si trovava in un certo posto e c'era anche una certa liturgia perché c'era il più vecchio, all'interno della compagnia c'era il più vecchio ed il più vecchio doveva avere rispetto, e anche lì vediamo che tutta questa dinamica, no, di scuola di vita che la facevi in strada, lo facevi giorno per giorno, viene meno perché questi social si portano sicuramente delle grandi positività, però insomma capiamo che non è tutto oro quel che luccica. No, ha fatto bene a dirlo, dottor Polato, e condivido pienamente quello che lei dice. Una volta l'amico che avevamo sempre il capo su questa compagnia, c'era sempre un capo, una capa che tu seguivi, ed era quella che ti fermava, un leader. era quella che ti diceva basta, adesso smettila, e ti tirava via. Mentre adesso succede l'incontrario, viene incitato quello che fa questo. Allora sentiamo Rinaldo da Venezia, poi continuiamo col dottor Borilli. Vai Rinaldo, veloce. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. E allora Mirella, noi altri, quando vi parlo per me, quando eravamo ragazzi, non c'era le discoteche, che c'era il barriere, che c'era dove che si andava a ballare, va bene, ma non era come adesso, che c'era le orchestrine, che c'era tutto un altro tipo di genere di vita. E innanzitutto le FIE, non c'era FIE che stava fuori a fine 4 e 5 della mattina, perché io mi ricordo che i ragazzi alle 8 dovevano andare a casa, andavamo dalle 3 alle 7 e mezza perché non doveva scappare a casa. Adesso che le FIE, 13, 14, doveva stare alle 4 e 5 della mattina. E dopo non è colpa delle discoteche, è tenore di vita, cosa che abbiamo insegnato e cosa che abbiamo permesso di fare ai nostri giovani. Ma non è possibile una roba così. Allucinante quello che parliamo, io ho tanti anni e ho sempre sentito parlare di questi problemi, e invece di risolverli gli diventa sempre peso. Fare la droga, fare i sistemi, tutti va a fare arte marziali perché qui vuoi essere forti, vuoi dimostrare. I social è una gran cretina, un bidone, è un business per i ricchi, ti mancava proprio la bocca e parole dalla bocca. Ho avuto giro di miliardi che gira, e di chi che si colpa, che si ammazza. In ultimo non mi interessa niente, ci senti tante delle parole, dell'educazione, ma non si vede niente. Il mondo va a cambiare e bisogna andare dove che vuole. Non che sia una guida giusta, perché la politica non aiuta nessun giovane, perché la politica gli interessa e a carregare. No, tanti politici sono idee diverse, idea più umanità sulle robe che facciamo. Va bene? Grazie Rinaldo, voglio sentire anche cosa dice, le riflessioni le abbiamo sentite di Rinaldo, hanno altri tempi, altri metodi. Il problema è però, dottor Borilli, ho fatto un convegno proprio domenica all'ippodromo Sant'Artemio, e la responsabile della polizia municipale, che anche abbiamo proiettato anche un video dove si vede questa uscita di questi ragazzi, ecco, che si divertono ma ubriachi, e poi la strada amica diventa nemica perché c'è l'incidente e c'è la fine della loro vita. Ma quello che traspare è che in base ai sondaggi che ha fatto la polizia locale, questi ragazzi rispondono che quando chiamo a casa tanto nessuno mi risponde. Questo è un dato di fatto veramente che fa pensare, cioè anche se chiamo il mio genitore tanto non mi risponde, mi devo arrangiare. Il problema è che non c'è più la famiglia tradizionale, noi viviamo in un momento dove ci sono tantissime separazioni, divorzi, e io parlo anche con questi ragazzi, alle volte dico non so neanche più chi sono, ho 2 papà, 2 mamme, 4 fratelli, cioè capisci Mirella che sono in stato confusionale completo, anche perché per loro i genitori, i veri genitori, i primi genitori, quelli che li hanno creati, sono quelli per loro i genitori, e non li riscontrano più sul modo di vivere che hanno. Vanno a pranzo da uno, la sera a cena da un altro, cioè è un caos totale per quelle menti fragili però, dottor Borilli, che non accettano questa separazione.
E questo influenza tantissimo sul loro modo di essere, perché poi diventano anche aggressivi. Perché poi se li prendi uno a uno e ci parli assieme, vedi che hanno bisogno di un aiuto incredibile, che c'è la solitudine e questa lontananza da quella che è la società, che è pazzesca. E non è che continuiamo a riempirci con la storia dei psicologi, sì, vanno bene, ma ci vuole qualcos'altro, i valori, le regole che loro vogliono, lo dicono. Eppure non si fa. C'è qualcosa che non torna. Prego, dottor Borile. La famiglia ha un ruolo centrale, lo abbiamo sentito anche nelle sue riflessioni e anche negli interventi che mi hanno preceduto. La famiglia rappresenta un sistema valoriale che viene trasmesso, trasmette sicurezza, trasmette accudimento, trasmette senso critico, consapevolezza, è un'agenzia di socializzazione primaria per la formazione e per l'identità sociale dell'individuo. L'assenza di un nucleo familiare può portare veramente anche ad, in un qualche modo, non solamente ricercare quella socialità e quell'adultizzazione anche attraverso i social. Ma poi, come lei ha detto e come sono stati i commenti che mi hanno preceduto, la famiglia oggigiorno tende a delegare proprio per una mancanza di presenza nel quotidiano come punto di riferimento. Questo ha delle ripercussioni che sono drammatiche in quello che è poi anche lo sviluppo anche dell'adulto, lo sviluppo del ragazzo, dell'adolescente, della sua formazione valoriale, quello che è giusto e quello che è sbagliato. È un attimo durante l'adolescenza, ricordiamolo, anche allontanarsi, perché è un processo normale dal mondo adulto, avere autonomia, avere indipendenza. Però quando la famiglia non risponde o è assente e delega completamente, il problema è la delega anche oggi. Noi deleghiamo tutto ai social, deleghiamo l'autonomia del ragazzo, ci vediamo stasera. Il ragazzo cosa fa? Tende nel suo processo di adolescente ad ricercare quelle compagnie, quei compagni, quei punti di appoggio e di riscontro. Li può trovare attraverso le compagnie o li può trovare attraverso i social. Ma lì siamo, come ho già detto, in un far west, cioè quando manca dei riferimenti che sono anche dei riferimenti forti, dei riferimenti valoriali, dei riferimenti di ascolto, di comprensione, quando questi sono assenti perché i genitori non ci sono fisicamente, diciamo le cose come stanno, non ci sono fisicamente per tutta una serie di dinamiche che la società oggigiorno ha portato a queste condizioni, ad avere l'obbligo del lavoro, giustamente, a doversi pagare il mutuo, insomma i due genitori devono lavorare, sono emancipati, non c'è ombra di dubbio. Poi però accade che la cura dei figli viene delegata e la assenza fisica nell'accudimento dei figli può portare, attenzione, anche a delle conseguenze. Lei ha detto anche diventano più aggressivi. È vero questo. È vero, ed è statisticamente provato che il mancato accudimento del bambino e dell'adolescente da parte di figure genitoriali può innescare dei meccanismi di indifferenza emotiva e comportamentale e quindi è più facile che risponda in modo aggressivo, che sia meno controllato, perché giustamente non ha avuto una guida, un sostegno, un sistema valoriale che lo abbia educato, perimetrato in quello che è il suo comportamento anche sociale. Il problema è proprio l'assenza fisica genitoriale, la delega, che ovviamente dialoga con quella che è una esigenza dell'adolescente di trovare i suoi spazi, di trovare la sua indipendenza, di trovare la sua autonomia, e va benissimo questo, ma il punto, il faro deve sempre esserci la famiglia. Se manca questo, noi siamo in uno scenario imprevedibile dove il ragazzo può intraprendere dei percorsi antisociali, devianti, non sempre riceve quella sicurezza, quella capacità critica di vedere le situazioni. Nell'adolescenza vediamo un po' tutto enfatizzato, non riusciamo a dare a volte il giusto peso, la giusta forma agli eventi, ed ecco che la figura
materna, la figura genitoriale è fondamentale nell'ottica di una rassicurazione, di una riflessione critica. Tutte queste cose mancano oggi, o quantomeno non sono scontate, proprio per un impegno professionale dei genitori. Possiamo dire, dottor Borile, che forse molti non hanno la fortuna di avere una famiglia. Ecco, hanno diverse famiglie, ma non hanno la famiglia, che è un'altra cosa, che è quella che vorrebbero i ragazzi. Questo è il problema. È fortunato quello che ha la famiglia, dei genitori solidi, dei genitori che educano e che non delegano la scuola, perché adesso fa comodo dire ma la scuola, cosa fa la scuola? No, cosa fa la famiglia e la società? Questo è il problema. Abbiamo Maria da Bovolenta. Ciao Maria. Ciao Mirella e buona giornata ai tuoi ospiti graditi, i dottori. E allora Mirella, io sono stata allibita ieri di quello che ho sentito di quel professore, addirittura andare il patrigno del figliastro, perché apreno. Cosa? Ha detto mio marito proprio ieri sera, Valerio fa. No, ma spiega bene, perché magari tanti non sanno cosa hai visto. Spiega Maria. Sì, che un professore ha dato la nota, ogni modo è saltato su tutti i telegiornali. Sì, vabbè, ma qualcuno magari non sa. Vai Maria. Niente, che ha preso una nota perché non aveva fatto bene le cose, so io adesso, perché lavavo anche i piatti. Niente, è andato il patrigno, sapete che il ragazzo è andato a casa, gliel'ha detto, è andato il patrigno perché sapete che il papà era morto, la mamma si è magari accompagnata con un altro, non lo so. Il patrigno è andato lì, insomma l'ha impinito di botte e l'ha massacrato, ne ha per 15-20 giorni di cose. Ma è possibile? Ha detto mio marito che succedeva una cosa del genere, prendeva mio figlio, lo portava addirittura in caserma, a pedate nel sedere, ha detto, finalmente che diceva basta. A me questi problemi per fortuna non li hanno dati, perché le abbiamo detto che io e suo papà era in trasferta ad Aquileia con la impresa edile, veniva a casa venerdì, si chiede io la settimana dovevo fare da mamma, da papà, e le ho detto, una volta sono chiamata dalla preside, facciamo i conti quando veniamo a casa, una volta sola, e dopo... E quando venite a casa ho detto facciamo bene i conti e mettiamo chiaro bene le cose. Grazie Maria, grazie, devo chiudere perché devo andare in pubblicità, ma sei stata molto chiara, è quello che dicevamo prima, si delega la scuola a questi professori che sono con le spalle al muro. Ecco, dottor Borile, non è mica semplice però riuscire veramente a far capire che la scuola dovrebbe essere sicura, che uno non può entrare così facilmente e non si riesce più a capire veramente dove stanno le regole anche per la scuola. Una volta non si entrava così facilmente nelle scuole, dovevi chiedere l'appuntamento all'insegnante, dovevi aspettare, adesso entrano, vanno, fanno, cioè le regole, ma nel nostro paese funziona tutto così dappertutto, in qualsiasi cosa che tu tocchi c'è qualcosa, dice ma cosa sto vedendo, cosa sto ascoltando? Prego dottor Borile, poi andiamo in pubblicità e poi andiamo dal polacco. Guardi, si ricollega perfettamente al ragionamento che stiamo facendo, cioè nel momento in cui la famiglia non trasmetta al proprio figlio la responsabilità, l'educazione, il rispetto, quel sistema valoriale di cui stavamo parlando fino adesso e che condona, legittima molto spesso, perdona troppo facilmente determinate irresponsabilità o mancanze da parte del proprio figlio. E poi immaginate voi, nel momento in cui il figlio viene richiamato per una inadempienza, per un qualcosa che era giusto richiamare, che far capire che certi comportamenti non vanno bene e devono basarsi sul rispetto. Voi provate a immaginare che modello ha ricevuto quel figlio che ha visto il genitore aggredire fisicamente un docente, una preside, cioè capirà che quello che ha fatto non meritava di essere ovviamente punito e ha acquisito che deve rispondere aggressivamente contro un'autorità e legittimando quello che aveva fatto prima, cioè è stato veramente ciò che è accaduto una roba
che manca di ogni buonsenso, insomma, però vede il problema qual è, e qui dobbiamo riavvolgere il nastro. Cioè, quando noi abbiamo un figlio che fa quelle cose lì e poi arriva il padre e picchia il professore, capisce che i problemi nascono dalla famiglia, cioè dalla prima agenzia di socializzazione. E quindi è fondamentale richiamare il ruolo della famiglia, il ruolo del genitore. Il ruolo del genitore non è solo quello di fare Ma in figli. attesa che facciamo questo, dottor Borile, lei si occupa appunto anche è un esperto di tribunali di sorveglianza. In attesa di questo, si può veramente fermare con una certezza della pena adeguata in base al reato che ammetti? Cioè, tutti fanno quello che vogliono e ognuno esce la mattina e può farsi le proprie regole. Se è proprio sfortunato incappa magari in qualcosa oppure che incontra le forze dell'ordine, ma deve essere proprio sfortunato, perché vediamo è un far west quando esce il mattino e basta uno, non è che devi trovare 10 imbecilli, basta che ne trovi uno. E questo ti distrugge la vita, questo è il problema. Non è che dobbiamo trovare una squadra, è uno, basta uno. E sei rovinato. E allora si può continuare così perché ognuno veramente può fare quello che vuole. Questa è la verità, i controlli non ci sono e non ci sono risorse e non ci sono le figure adatte. Cosa dice dottor Polato? Anche voi, io lo porto fuori dalla discoteca, ma nel momento che è fuori succede il fine mondo, l'ha appena detto. Io cosa posso fare? Prego dottor Polato, poi andiamo in pubblicità. Purtroppo sì, come si continua a dire, la mancanza assoluta di valori, e quindi nel momento in cui poi io li lascio perché non c'è più un sistema all'interno magari non so delle discoteche che li salvaguarda, li tiene controllati perché c'è del personale formato in questo, poi quando li molla a se stessi purtroppo salta fuori la natura. Volevo portare un'altra considerazione secondo me molto, molto importante, soprattutto perché io l'ho passata, insomma, a oggi nel mondo del lavoro purtroppo i genitori rimangono fino a 70, 64, 70 anni, per cui la figura anche del nonno viene meno, non c'è più, perché viene assorbita nel mondo del lavoro. Quindi un altro riferimento, e per quello che dicevo nel mio percorso di vita io ho avuto dei riferimenti importanti come la nonna, perché anche i miei genitori lavoravano, erano molto impegnati entrambi, erano presentissimi, però fisicamente c'erano degli spazi vuoti, tra virgolette, che venivano colmati appunto alla figura della nonna. Oggi purtroppo il mondo del lavoro li trattiene, perché abbiamo visto si è alzata l'età pensionabile e quant'altro, quindi i nonni sono meno ed era un altro baluardo che viene meno purtroppo, no? Quindi questa nostra crescita, questa nostra società che cresce sicuramente in molti aspetti interessanti, belli e quant'altro, mostra dei punti di forza e dei punti di debolezza. I punti di debolezza appunto sono quelli che non ritroviamo più nella famiglia, nel nucleo familiare, e la seconda barriera era quella dei nonni, che purtroppo vengono meno, e questo penso che possiamo constatarlo tutti, insomma, anche la figura del nonno purtroppo viene meno ed era una figura importantissima, perché anche lì era il vecchio saggio del paese, del villaggio, che diceva, quando diceva una cosa veniva rispettato, no? E quindi anche questa figura di nonni che noi avevamo era, diciamo, una figura ulteriore, era la Cassazione, chiamiamola, e purtroppo viene meno, e quindi hanno fatalità delle sfortune dovute appunto da una crescita della nostra società per molti versi bella, interessante, però non voglio mettere gli allarmismi in un'altra cosa, però anche quello che è successo l'altro giorno, ho visto un altro dato, fatto di cronaca molto importante, che un genitore ha picchiato l'allenatore perché ha sostituito il figlio, quindi anche nell'ambito sportivo, che lo spogliatoio è un altro momento di socialità, è un altro momento molto importante nella vita di un giovane, no? Quindi lo sport e lo spogliatoio, il fatto di confrontarsi, il fatto di avere una maglietta, il fatto di avere un valore, il fatto di sedersi in panchina, di essere chiamato quando gli allenamenti, l'impegno, no? Tutte queste cose sono importantissime. Nel momento in cui il piccolo viene cambiato allenatore, il genitore arriva in campo e decide di mettere le mani addosso all'allenatore perché non riteneva giusto. È un quadro preoccupante adesso. Molto preoccupante. Pubblicità.
siamo in linea con Luciano da Verona. Ciao Luciano. Perfetto, buongiorno signora Mirella. Buongiorno. È un bel po' che non ci sentiamo, vero? Sì. Ecco, però ricordati che sono sempre qua vicino a te tutte le mattine controllo. Grazie. Perché sai, a un certo punto quando sento queste trasmissioni, e ti ringrazio, devo ringraziarti tutte per ciò che tu fai. Ho ascoltato il professor Puratoli, veramente i genitori mancano di educazione. Se un padre va a picchiare un professore, glielo butti in galera per 20 anni. Me lo vedi, cara Mirella, il telefono anche meno, lo sai perché? Perché siamo allo sbando, non ci sono leggi, arrivano gli stranieri, fanno quello che vogliono, ci puntano il coltello in faccia i carabinieri, poi vogliono mettere in galera i carabinieri, ci sputano addosso i carabinieri, vogliono mettere in galera i carabinieri. Ma dove siamo arrivati? Ma l'Italia la vogliamo islamizzare? Ma arriva a milioni quando abbiamo 5 milioni di italiani, che tu lo sai meglio di me, che vengono alla Caritas per mangiare un pezzo di pane, e noi pensiamo a questi clandestini che girano per le strade a fare i farabutti, spacciare droga e sputarci in faccia ai carabinieri. Ma dov'è l'amor patrio? Io venni in casa dalla Svizzera per fare il servizio militare per la mia patria, cara Mirella. Veramente io ho 81 anni suonati, ma morirò male per lasciare in mano l'Italia che fa schifo, e lo dico pacatamente. Manca di legge, ognuno fa quello che vuole, arrivano qua, rubano i poveri vecchi, fanno tutto e più di tutto. E poi chiudo, cara Mirella, ma quello che dico è la pura verità. Guarda che mi conoscono tutti Guadagnaro, il 90% l'ha persa così, è ora di finire a far entrare milioni di persone, a mantenerli a milioni e milioni di euro. Sembrava impossibile che non lo dicessi, guarda. Mi sembrava impossibile. Grazie Luciano, e grazie anche di aver chiamato. Luciano ha le sue perplessità per quanto riguarda l'extracomunitario, perché è così, bisogna dirlo, lui fa le sue riflessioni, ma mi sa che veramente tutto il mondo è paese e non è il colore, ma è la testa e il cervello che non funzionano. Andiamo a vedere anche questa partita con questo papà che è evaso. Andiamo a vedere. Ha violato gli arresti domiciliari ammettendo di averlo fatto per assistere alla partita di calcio del figlio. Protagonista della vicenda avvenuta a Vicenza, un uomo sottoposto alla misura restrittiva per reati quali il possesso di materiale pedopornografico. Nel campo sportivo di un quartiere cittadino è stato notato sugli spalti da un equipaggio delle volanti della questura impegnato in un controllo. Fatta una rapida verifica nelle banche dati per accertare che la misura degli arresti domiciliari fosse ancora in atto, gli agenti lo hanno intercettato chiedendogli per quale motivo fosse uscito di casa senza autorizzazione. A quel punto ha ammesso le proprie responsabilità, spiegando di voler vedere il figlio impegnato nel match. L'uomo è stato ricondotto presso l'abitazione dove doveva restare recluso, mentre nel frattempo è stata informata l'autorità giudiziaria che ha poi ripristinato i domiciliari nei suoi confronti. Veramente incredibile. Ho detto che ognuno si fa perché se ne frega degli arresti domiciliari, vado a vedermi la partita perché sono stanco di stare a casa e così. Allora, dottor Borille, perché può succedere questo? I controlli per fortuna che c'erano allo stadio a vedere sta partita, ma come funziona? Perché non riusciamo mica a capire. Cioè, e questo cosa succederà adesso a questo uomo che è evaso? Allora, la concessione di misure alternative dipende proprio dal Tribunale di sorveglianza, quindi è proprio di nostra competenza, ovvero quando una persona trascorre un certo periodo di pena in maniera con rivisitazione critica, adottando delle condotte sicuramente corrette all'interno della reclusione del carcere, può richiedere le misure alternative. Le misure alternative possono essere concesse appunto dai giudici di sorveglianza e possono anche comprendere l'eventuale detenzione domiciliare. In questo caso sappiate che nella detenzione domiciliare avvengono costantemente, giornalmente i controlli, sempre. Nel momento in cui una persona viola quella che è la restrizione imposta dal giudice di sorveglianza, le misure ovviamente alternative vengono immediatamente revocate e per i successivi 2 anni la persona non può più richiederle. Quindi quello che accadrà è il seguente: il soggetto sapeva benissimo di essere controllato,
perché sanno perfettamente che giornalmente una pattuglia suona il campanello e controlla. Quindi questo ha, in altre parole, ignorato completamente quelle che erano le disposizioni del giudice, quello che doveva essere il protocollo, sapeva di infrangerlo e sa perfettamente adesso che la misura verrà revocata immediatamente e quindi per i successivi anni non potrà più chiedere misure alternative. Poi parleremo di misure alternative, vorrei proprio confrontarmi con lei perché io sto facendo anche dei percorsi ma non ci vedo chiaro, vorrei anche la sua opinione, dottor Borile, visto che ho la fortuna di averla ospite. Però prima sentiamo Vladimiro da Rovigo. Vai Vladimiro. Sì, grazie, ciao Mirella. Allora cerco di essere veloce, no? Allora la democrazia è regole, non molte regole, però chiare, precise, rispettate e fatte rispettare. La presenza di regole sicure è garanzia per tutti. Adesso non è una democrazia, perché esiste un insieme di regole incredibile che si mangia una con l'altra, quindi qua siamo in assenza di regole. Queste regole caotiche non viene rispettata dalla gente, ma non viene neanche fatte rispettare, perché per me le grandi assenti sono le istituzioni. Perché è giusto parlare della famiglia, della scuola, delle associazioni, della parrocchia, tutto quanto, ma deve essere le istituzioni le prime a garantire che sia delle regole fatte bene, delle leggi fatte bene e che venga rispettata. Invece l'impressione è che queste istituzioni o sia anche loro vittime del casino che c'è nella società, per esempio nei tribunali, nelle procure, nei carceri, cioè. E spesso c'è l'impressione che i magistrati siano loro vittime delle regole, che non possano neanche, se vuole, fare un lavoro fatto bene, perché le regole li impediscono. Ma il male è che purtroppo le istituzioni, non perché si paga bene, ma perché devono essere formate dalle persone migliori della società, devono essere loro, cioè non può essere che sia il papà e la mamma che esce la mattina a lavorare e torna a casa la sera, che aiuta le istituzioni che non sa funzionare. Deve essere il contrario, deve essere le istituzioni che funziona bene e che aiuta il papà e la mamma che esce la mattina a lavorare e torna la sera. Questo è l'andazzo giusto. Invece purtroppo non esiste questo. Quindi adesso non è democrazia, è un gran guasabuglio, un gran casino. E purtroppo non è solo un discorso che c'è un business enorme sotto i social, perché l'impressione mia è come mai che il sindaco di una città di New York riesce a bloccare i social, internet in maniera legale con le norme giuste e il governo dell'America o dell'Inghilterra o dell'Italia no? Perché effettivamente l'uso dei social torna anche comodo a una certa forma di potere che usa i social al suo fine. Quindi non è detto che sia solo per i soldi, che anche a livello di potere grandi e che sia un po' di blocco molto chiaro Vladimiro, grazie, sei stato chiaro, ti ringrazio anche di queste riflessioni. La mia è questa che volevo dirle prima, dottor Borile. Io faccio questa rieducazione, chiamiamola così se si può parlare di rieducazione, dove vengono questi ragazzi, questi ragazzini, minori ma non solo, ma io guardo anche il minore, una volta alla settimana a consegnare la borsa della spesa al Banco Solidale. Questa è una misura alternativa. Io sono dell'idea che quando li guardo io non ho risolto zero assoluto, nel senso che io li metterei a fare sport, dottor Borile. Oppure li vedo con gli anziani in carrozzina da una parte e loro sulla colonna col telefonino dall'altra. Cioè io sono convinta che ci sono delle forme dove questi ragazzi devono imparare regole e disciplina. E perché non fare sport? Cioè cos'è? È un reato fargli fare sport. Quando io mi sono confrontata con una giudice mi ha detto non si può obbligare un ragazzo di 14 anni a fare sport. Ma come ho detto, scusi? Ma lo obbligate pure a portare la borsa della spesa o la nonna a passeggio, cosa che di sicuro per questi ragazzi non è rieducativo, glielo posso assicurare e le prove le ho. Cioè perché si fa questo e non si invece la disciplina, le regole, questa famiglia che si crea anche nel mondo sportivo? Perché non si fa questo dove c'è anche fatica, sudore, impegni, orari, regole?
Dottor Borile, non riesco a capire. Allora, sull'importanza dello sport mi trovo totalmente d'accordo. Lo sport ha una funzione non solamente socializzante, ma è una funzione di squadra. Lo sport ha orari, ha impegno, ci sono partite e competizioni che precedono sempre allenamenti, quindi l'esito positivo è educativo perché ti fa capire che ti devi allenare prima, ti devi impegnare, deve esserci un percorso di sforzi, di impegni, di tempo per raggiungere il risultato. Quindi è una dinamica che aiuta enormemente ad responsabilizzare la persona, a farle capire che ci vuole impegno, ci vogliono sacrifici nella vita per ottenere ovviamente dei risultati, e anche una funzione socializzante. Gli sport di squadra, vediamo la pallavolo, il calcio, il rugby, sono sport bellissimi. Io ho giocato a pallavolo per 20 anni, figuriamoci. Quindi è uno sport in cui è un gioco di squadra e quindi c'è il rispetto dell'altro. Se vieni a toccare l'altro o comunque mini la sua sicurezza, vieni sanzionato, cioè capisce il valore educativo e di responsabilità che ha lo sport. Le misure alternative sono misure, ecco, una cosa che deve essere chiara secondo me ed è importante per tutti. Quando non è facile associare comunque una struttura, un percorso riabilitativo autonomamente alla magistratura, ci sono determinate norme e requisiti che la struttura deve avere con precise finalità. Ed è una cosa che sfugge veramente a tutti. Io con questa mia esperienza di magistrato all'interno del Tribunale di Venezia, di sorveglianza di Venezia, proprio nella valutazione della concessione delle misure alternative, non tutti sfuggono. Il magistrato ricordiamoci che il magistrato applica le norme, applica le leggi e non le scrive il magistrato le leggi, le scrive il politico. Scusi, dottor Borile, perché è importante quello che stiamo dicendo anche a casa, che riescono a capire. Ma io sono un'associazione, ho un banco solidale, ho gli orti sociali, perciò da me possono arrivare. Ma ci sono associazioni che hanno anche queste regole e sono regolarmente iscritte, hanno tutti i requisiti per accogliere questi ragazzi. Abbiamo 7.500 associazioni di volontariato. Cioè, è possibile che non riusciamo a percorrere una strada diversa? Almeno provare, dottor Borile. Vuoi fare a cazzotti? Perfetto, ti faccio fare pugilato. Non c'è nessun problema. Io ho anche un educatore a livello mondiale, perché è campione del mondo, che si metterebbe a disposizione a un'associazione, ma ne ho altissime di arti marziali. Non riusciamo, dottor Borile. C'è qualcosa, come dice lei, che impedisce di fare questo. Cioè lo sport è tabù, porta la borsa, porta il nonnino, ma lo sport anche no. Prego, dottor Borile. Poi voglio sentire anche Polato. Allora, preso atto che lo sport, come le ho già detto, per quanto mi riguarda, ha una funzione secondo me socializzante, rieducativa, di responsabilità, quindi il suo pensiero è un pensiero condivisibile. Ricordiamo che la scelta di eventuali strutture a cui delegare le misure alternative, è vero, dipende dalla magistratura, ma dipende da una serie di requisiti che la politica, il legislatore sancisce. Quindi un discorso: perché non affiliare altre strutture, perché non prevedere altri percorsi analoghi riabilitativi che non siano i medesimi, ma che possano eventualmente contemplare anche l'azione sportiva, questo lo deve scrivere sullo scritto il legislatore, quindi il politico. Ma pensa a te cosa hanno scritto i politici, no, veramente, guardi, dottor Borile, delle volte io mi domando veramente, perché questi ragazzi, io li vedo, non riesco a recuperarli, bisogna entrare nelle loro menti, non è facile, sono chiusi a riccio, perché quando ci riesci hanno già finito il percorso e così cade tutto il pero, cade proprio il pero completo, perché non hai più, loro non hanno più il tuo riferimento, perché vengono spostati da un'altra parte. Non ci siamo proprio, anzi mi piacerebbe avere un incontro con lei, dottor Borile, se è possibile, visto che avrei piacere di fare all'ippodromo Sant'Artemio sport senza barriere, che vuol dire senza barriere a 360 gradi. Vediamo se riusciamo a recuperare, basterebbe anche uno recuperarli a mio avviso, visto che non sono poi così tantissimi come fanno pensare, perché ce ne sono molti di bravi.
bravi, dobbiamo anche dirlo, proprio ragazzi che forse sarebbero da guida anche a questi ragazzi, intrigandoli nella maniera giusta. Cosa ne pensa? Sentiamo Polato, anche all'interno delle discoteche, mettere queste figure. Io sono convinta, perché io li vedo, parlo con loro, forse sarebbero anche utili anche a voi, chissà perché non si fanno queste cose. Cosa ne pensa Polato? Un reinserimento sociale delle figure, di questi bulletti, li chiamo io, che delle volte pensano di essere più forti di quelli che sono, ma solo quando sono in gruppo, quando li lasci da soli poi non ce n'è per nessuno. Prego. Sì, quello che lei sta dicendo è manifestare un disagio, cioè l'atteggiamento che hanno alcuni ragazzi, non tutti, e bisogna che ci diamo un po' di fiducia, nel senso che stiamo parlando delle cose che non funzionano, poi ci sono tantissime cose che funzionano, mi raccomando, perché sennò cadiamo L'ho appena detto. Sì, certamente. E bisogna appunto che mettiamo a fuoco la politica, i tecnicismi, i regolamenti, perché fino all'altro giorno non è che se io commetto i reati non ci sono, no? Non c'è il carcere, non ci sono, la legge esiste, per carità. Per cui uno che commette un reato, la prospettiva è quella di finire in carcere, o comunque agli arresti, o comunque insomma avere la libertà privata, che è la cosa, che è il bene più grande che abbiamo. E non è che non ci sono, però continuano a succedere, quindi non è che solo far regole, su paletti, contro paletti, poi ci complichiamo la vita, perché tutti questi paletti poi, come si diceva, farli rispettare. Siamo 60 milioni di abitanti, non abbiamo 60 milioni di poliziotti, perché allora ci vorrebbe ogni poliziotto, ok? Per ogni persona, quindi stiamo disegnando un mondo impossibile. Sicuramente i buoni esempi ci sono, trascinano, e così deve essere, e così anche noi all'interno dei nostri locali cerchiamo di fare delle attività, soprattutto nel divertimento sano, queste sono iniziative che noi continuiamo a portare avanti e per le quali dedichiamo tutta la nostra passione, dedichiamo tutte le nostre energie. È un divertimento sano, un divertimento sicuro. Siamo comunque nell'ambito ludico, no? Nel momento in cui decidono di venire all'interno delle discoteche, decidono di avere le 2 ore, 3 ore di divertimento, quindi siamo in ambito sicuramente ludico. In questo frangente riuscire a mettere dentro delle cose che possono dare spessore a questo divertimento. Noi abbiamo fatto tante azioni con l'USL, con il CERT, con i dottori, con degli assistenti al di fuori delle discoteche che spiegano il guidare in modo attento, l'uso delle droghe, a dove può portare, però ripeto, tutta una serie di attività devono essere fatti in altri ambienti, noi non vogliamo sottrarci nella maniera più assoluta. Per noi abbiamo un'ora, Scusa, 2 ore, Polato, 3 visto ore. che da me portano la borsa, da voi fanno i camerieri, qual è il problema? Scusi, se io sono idonea, cioè sono stata accettata per fare questo percorso, bene, da me portano la borsa e da lei fanno i camerieri o i guardaroba, perché no? Perché un sacco c'è la paura legge sovrana di mettersi in casa queste figure. Abbiamo Livio da Padova, vai Livio. Ciao Mirella, e buongiorno al dottor Polato e al dottor Borille. Borille, sì. Dunque, grazie. Rispetto a questo problema è colpa di tutti e non è colpa di nessuno. Mi spiego. Tutti dovrebbero dare la loro parte, la scuola, le istituzioni, le famiglie, eccetera. Invece nessuno vuol dare qualcosa, perché questo processo, il mondo è cambiato, non da adesso, no? È cambiato e i problemi sono aumentati rispetto a 30, 40 anni fa. E perciò, se nessuno vuole dare il suo contributo, se nessuno vuole capire che per avere qualcosa bisogna fare sacrifici, e allora non c'è più coerenza. Quando non c'è più coerenza rispetto a tutte queste istituzioni, per forza le cose vanno in questo modo. Sono processi lenti che hanno bisogno
di tanto tempo, è giusto parlarne, è giusto combatterli, ma per combatterli bisogna che ognuno faccia la sua parte e si renda conto che la famiglia, i ragazzi sono cose importanti e molte altre cose bisogna che si rendano conto che vanno trascurate, non lasciate, non trascurate. Molto chiaro, Livio, devo correre perché sono in chiusura, ho anche forato, però voglio sentire ancora il dottor Polato. Si sta aprendo la primavera, poi arriverà l'estate. Ecco, cosa prevede Polato? Come sarà questa movida estiva? Allora, noi abbiamo 15.000, 20.000 più o meno migranti, ovvero sia dalle città arrivano giù adesso al mare. E in termini di ordine pubblico, di gestione, di quant'altro, noi stiamo già facendo un sacco di attività. Il 16 aprile poi avremo un incontro con tutte le forze dell'ordine, come ogni anno. Incontriamo tutti i gestori dei locali, delle discoteche, della sicurezza, di tutto l'indotto inerente al mondo della notte, al mondo del divertimento. Ci troveremo in un appuntamento molto importante, appunto, nel quale ci confronteremo con tutte le forze dell'ordine presenti, con il prefetto, con il questore, e metteremo a punto quelle che sono le strategie migliori in termini di ordine pubblico e di sicurezza, perché è di questo che noi stiamo parlando, del divertimento sano, del divertimento sicuro, per la costa veneta. Insomma, ricordiamo che 6 milioni, 12 milioni di presenze, diciamo, è un importante numero, e abbiamo una migrazione di 15.000, 20.000 persone nel weekend, intesi giovani, che arrivano nei nostri locali. Quindi capite bene la qualità del servizio, la qualità del valore che dobbiamo dare a questi ragazzi che vengono. Poi nella strada del ritorno, lì poi c'è quel pezzo che loro devono fare, che è quello, diciamo, di essere persone responsabili alla guida, di non mettersi alla guida se si è stanchi, di aspettare eventualmente se c'è un colpo di sonno, di tutta una serie di procedimenti e altre cose. Speriamo che la stagione sia buona, ci auguriamo, e che il divertimento con il quale noi continuiamo a professare sia un divertimento, insomma, sano, soprattutto, è un divertimento buono, un divertimento di cui tutti abbiamo bisogno, perché ricordiamoci che dalla notte dei tempi, se nasce un figlio, se ci si sposa, se c'è qualcosa da festeggiare, si balla. Quindi dalla notte dei tempi la gente balla. Basta ballare, come dice lei, nella massima sicurezza, ballare, sorridere, giocare, penso siano le cose più belle del mondo, che è il divertimento. Grazie veramente al dottor Franco Polato, presidente SILB interprovinciale, sindacato italiano locali da ballo. Grazie dottor Polato, ci sentiremo ancora, veramente grazie. Dottor Borile, invece con lei vorrei parlare di questi domiciliari, di questi ragazzi a casa sui divani e dai col social perché tanto non posso uscire. Non è che se li mettiamo a fare qualcosa sia così, no, glielo dirò anche ai politici, sa, dottor Borile, quando li ho, siccome onorevoli senatori vengono, perché poi adesso siamo in campagna elettorale, gioco anche bene, dottor Borile, veramente gioco bene adesso, glielo dirò, perché non risolviamo il problema, anzi lo aggraviamo, si chiudono ancora di più, diventano ancora più aggressivi. Prego, dottor Borile. Allora, ci sono dei requisiti che devono essere soddisfatti affinché venga concessa la misura dei domiciliari. Ecco, uno fra questi è il fatto che, ricordiamoci che stiamo sempre parlando di persone che devono scontare una pena o che stanno scontando una pena. Se la stanno scontando la pena, probabilmente hanno maturato una condotta responsabile e critica, di rivisitazione critica, meritevole per la concessione dei domiciliari. Il programma dei domiciliari, ricordiamoci che l'espiazione della pena deve in un qualche modo sempre essere funzionale a una riabilitazione. Quindi anche la concessione dei domiciliari molto spesso viene concessa qualora la si ritenga utile ai fini riabilitativi del reo. Cosa vuol dire questo? Ci sono dei soggetti che stanno dentro la casa di reclusione seguendo dei percorsi responsabilizzanti, rieducativi, e per certi versi interrompere questo percorso per concedere i domiciliari può interrompere questo percorso riabilitativo. Quindi la concessione dei domiciliari non è facile,
non è facile ottenerla, e se la si ottiene è perché probabilmente vi sono delle condizioni che potrebbero essere favorevoli alla riabilitazione. Nella mia esperienza, guardi, noi abbiamo di giorni di udienze generalmente 85 procedimenti giudiziari in un solo giorno, quindi le dico io quante udienze faccio in una giornata. Però quello che è interessante è che se i domiciliari vengono concessi, molto spesso, almeno quelli che mi riguardano, probabilmente il soggetto all'interno di quelle dinamiche, attenzione, ha sicuramente un posto dove andare, perché altrimenti non potremmo eseguire i controlli, quindi persone disponibili ad accoglierlo e soprattutto che abbia anche lavoro. Quindi non è che vengono concessi domiciliari per stare a casa, questo è molto... Ecco, bravo dottor Borille, bravo che lo spieghiamo. È molto importante, cioè la concessione delle misure alternative non è facile per nulla ottenerla, cioè sradichiamo quello che è un pensare comune. Cioè chi ottiene le misure alternative, e la misura alternativa deve sempre essere utile alla riabilitazione. Se in quel caso la misura riabilitativa non è utile, il soggetto non la ottiene. E la ottiene solo se ha maturato un determinato tempo all'interno della casa di reclusione o circondariale, attenzione, ed è meritevole dell'ottenimento della misura. La misura poi viene concessa solo se è ritenuta utile ai fini riabilitativi. Non è che una persona sta lì e non fa nulla tutto il giorno, non funziona così. Cioè soprattutto la misura dei domiciliari è una misura molto attenta, anche perché il soggetto non deve entrare in contatto con chi magari era partecipe o con un ambiente eventualmente che potrebbe dissuaderlo da questo suo percorso riabilitativo, quindi è molto importante sapere dove va, chi lo accoglie, che cosa fa tutto il giorno, quindi non è facile il rilascio delle misure alternative. Sarà meglio che venga a trovarla, dottor Borille, fisserò un appuntamento con lei perché devo proprio parlare di queste cose, perché ho qualcosa da raccontarle. Allora, io intanto la ringrazio per aver spiegato molto bene, perché noi siamo curiosi ed è giusto che sappiamo come funziona anche nel nostro paese la giustizia, quella che c'è, quella che si applica, perché forse se ne parla anche poco e noi siamo completamente sprovveduti. Perciò io la ringrazio veramente, dottor Borille, di essere stato con noi e di aver spiegato veramente anche in parte quello che succede anche con gli arresti domiciliari. Grazie a Simone Borille, giudice esperto Tribunale di Sorveglianza di Venezia, e a tantissime altre cose. Grazie, grazie, pubblicità. Grazie. Vi presento altri graditi ospiti. Abbiamo in presenza il professor Giordano Casonato, formatore Scuola dei Talenti, e qua parleremo a 360 gradi di talenti, gruppo insegnanti formativi, veramente grazie. Allora partiamo proprio con lei, perché mi sa che deve ancora arrivare l'altro ospite, non ce l'ho ancora ma dopo ne parleremo. Allora, professor Casonato, si parlava di giovani, di scuola, di famiglia, di formazione. Io sono poi convinti che questi bulletti, come li chiamo io, poi se li gratti hanno anche molto del buono, sono anche furbi, hanno anche creatività, a mio avviso. Se tu gli dai un gioco che a loro interessa, possono essere anche dei creativi. Il problema è che li stiamo annoiando, li intrighiamo poco. La scuola può fare quello che può fare, ma se il primo anello, che è la famiglia, non c'è, però vai a giudicare quel ragazzo che si trova con 2 papà, 2 mamme, 4 fratelli, che ti dice sono in stato confusionale, Mirella, non so se ho la famiglia, non so neanche chi sono. Cioè, rispondi a questo ragazzo che ti pone questa domanda. Questo per me è un talento, questo che mi fa questa domanda. Cosa dice il professor Casonato? Tanto buongiorno a tutti i telespettatori, grazie Mirella per l'invito. Quando si parla di educazione mi sento sempre a casa, quindi ringrazio per l'invito. Ma diciamo una cosa, 2 cose interessanti che ci dicono gli studiosi. Il primo, Daniel Goleman ha scritto un libro, Intelligenza emotiva, che dice che nei primi 3 anni si costruisce la base sicura emotiva. Quindi se fin dall'origine manca questa base, l'educazione dopo richiede interventi delle scuole o delle autorità importanti,
se manca quindi la famiglia. Quindi è la prima cosa importante da dire. La seconda è questa, che un altro studioso, Sternberg, ci ha detto che noi abbiamo 3 tipi di pensiero prevalentemente: pratico, creativo e analitico. A scuola si sviluppa soprattutto quello analitico, quindi quello creativo e quello pratico si sviluppa meno, a parte nelle scuole professionali dove diciamo che questa cosa abbastanza si fa. Ma in generale la scuola sta perdendo la manualità a favore cellulari, digitale, eccetera, no? Quindi la riflessione che faccio anche a questo ragazzo che si ritrova nella confusione emotiva è che mi auguro per lui che trovi un maestro di talento a cui possa ispirarsi per poter iniziare una strada diversa da quella che fin qui si è trovato a vivere. Perché se la trova, noi non abbiamo recuperato solo una persona, ma abbiamo dato la felicità a una persona. E per me raggiungere la felicità dei ragazzi, fare qualcosa che gli piace è molto importante. Se nelle scuole non lavoriamo di più, e quello che stiamo facendo adesso in questo periodo nelle scuole in particolare, è proprio lavorare con gli studenti e con gli insegnanti per far capire attraverso i laboratori che c'è qualcosa di pratico, un'intelligenza pragmatica da far venire fuori. Se l'intelligenza pragmatica viene fuori, riusciamo finalmente a scoprire tutti i talenti, quindi il talento sportivo o comunque il talento della manualità vanno ricercati, e io sto spingendo molto perché si facciano più laboratori nelle scuole. E sono perfettamente d'accordo con lei, anche perché ho fatto diversi servizi nelle scuole e mi ritrovo che questi auditori, che una volta erano importantissimi, sono dei magazzini. Questo proprio non riesco a capire cosa è successo. Io non devo essere fortunato ad avere quella scuola con l'insegnante che ha capito l'importanza della creatività. Io devo avere quello che mi aspetta come scuola. E questo non succede perché li vediamo come questi ragazzi cosa sono, cosa fanno, cosa offriamo a loro, è tutto a pagamento. Ma sai cosa succede? Che una volta a un convegno internazionale hanno dimostrato che in generale nelle scuole, ma in particolare nelle scuole italiane, crescendo la scolarità diminuisce la creatività. Ecco, avete capito? Lino da Quinto di Treviso, poi continuiamo. Ciao Lino. Ciao Mirella. Ciao. Buongiorno. Devo parlare? Sì, sì. No, io sono nonno di... Mi conosci Mirella? Non so io se mi conosci. Vedremo. Io portavo prodotti da te per dare alla gente gratis, i prodotti dell'APO, dell'Associazione Produttori Ortofrutticoli Verdi. Ok. Al Banco Solidale. Allora io sono nonno di 7 nipoti. Sì. Allora 7 nipoti, c'è un casino con le scuole che è roba da pazzi. Le scuole non superano, non arrivano ai 15 persone, fanno sport, fanno questo, altro. Io ne ho 7, non so se andare vicino al comune perché la scuola è migliore, lì ci sono meno di altre gente perché parlano 4 lingue, insomma, è un disastro, ma che scuole abbiamo qua? Io non so, non è più una cianda di educazione, una cianda di insegnamento, poi qui i telefoni a scuola, ma si deve anche portare quelle cose lì. Io una volta, io ho fatto la quinta elementare, ma io penso di essere più intelligente di quelli che fanno adesso che ho 18 anni, Mirella. Sei più erudito che è un'altra cosa. Sei un uomo erudito, Lino, molto chiaro. Vado avanti, Lino, perché ho tanti ospiti e tante domande da fare. Però quello che dice Lino è anche giusto. Il cellulare in classe, punto di domanda. Anche sì e anche no. Bisogna vedere casi e casi. Cosa dice il professor Casanova? È un tema molto scottante. Diciamo che in questo periodo ci sono anche delle normative scolastiche, anche l'ultima con il ministro Valditara, che ha ribadito quello che c'era già prima, il divieto di utilizzare i cellulari in classe. In alcune situazioni didattiche si può utilizzare e il processo è sempre educativo. Bisogna insegnare ad adoperare gli strumenti senza diventarne dipendenti, perché è lì il problema. Quando comincia la dipendenza anche da cellulare, è una cosa semplice che si può fare, lo dico anche agli studenti, è controllare. E questo succede anche a me, ogni tanto mi sorprendo. Quante ore al giorno il cellulare viene adoperato?
Se superate le 3 ore stiamo un po' esagerando, quindi fate i conti, si può fare molto semplicemente controllando le statistiche, e questo ci fa dire che il consumo di questo strumento, l'uso di questo strumento, se non è finalizzato a qualcosa di utile ma diventa solo una forma di controllo inconscio, ci fa perdere l'attenzione su che cosa? Ecco la mia preoccupazione, sulle persone. Perché il problema principale è che noi, utilizzando gli strumenti digitali, rischiamo di perdere la dimensione relazionale, la relazione con le persone. Tanto più questo è vero perché anche recenti studi ci stanno dicendo che il periodo di lockdown ha addirittura ritirato i ragazzi sempre di più a casa. E questo periodo di ritiro, quasi potrei usare una parola di letargo adolescenziale, non sembra finire, sembra che abbia una coda dalla quale stiamo facendo fatica a venirne fuori. Quindi credo che all'attenzione di tutti, famiglie in primis e anche le scuole, ci deve essere il tema di far prendere coscienza ai ragazzi che bisogna andare verso una direzione di aria aperta, di sport, di attività manuali e anche di studio, di utilizzo sano dei mezzi che vengono messi a disposizione perché sono comodi, perché sono utili. Non dobbiamo demonizzare la tecnologia, tutt'altro, però prima cerchiamo il talento e poi possiamo in qualche modo utilizzare gli strumenti che aiutano a svilupparlo. Allora io saluto anche Giovanni Cher, Presidente Federalberghi Treviso, grazie Presidente di essere qui con noi, sempre grazie anche perché ha supportato la mostra Villa Margherita e devo ringraziarla perché abbiamo visto veramente un turismo diverso, grazie Presidente, ma soprattutto i talenti. Io l'altro giorno ne ho avuto uno che è arrivato secondo in Italia come chef, fantastico, questo ragazzo, questo talento, con il suo professore, con l'associazione Asso Cuochi, però quello che non ho capito, siccome lui pensa veramente di riuscire nel futuro a diventare il numero 1, andrà a mangiare in uno stellato, però se lo pagherà, poveretto, che ha vinto a medaglia e anche si paga lo stellato che andrà a mangiare. Qua ho detto no, aspetta che provo a vedere perché non lo trovo neppure corretto, però abbiamo questi talenti meravigliosi anche all'interno degli alberghi, dei ristoranti. Ecco, cosa ci dice Presidente? Come li supportate? Come riuscite a capire che c'è anche un talento? Prego. Allora intanto buongiorno Mirella, grazie dell'invito, è sempre un piacere partecipare alle tue trasmissioni, lo sai, io ci vengo sempre volentieri perché sono molto interessanti e sono anche, diciamo, formative anche per noi, al di là di tutto. Tornando alla domanda che mi hai fatto, sicuramente avere i talenti è una cosa fondamentale e credo che sia uno degli scopi principali che noi imprenditori dobbiamo stare attenti, cioè cercare all'interno dei nostri collaboratori se ci sono delle persone che hanno dei talenti particolari e in questo caso qua cercarli, svilupparli, farli crescere e magari fare in modo che esprimano nel meglio la loro capacità e le loro caratteristiche. Allora, professor Casonato, questo ragazzo che era seduto dove è seduto lei ha raccontato la storia, però qua arriva la famiglia. Dove hai imparato? Le ho detto io. Dove sei stato attratto? Chi è che ti ha intrigato? Mia nonna. Perfetto, ho detto, eccola qua, ma proprio perfetto. Io guardavo mia nonna e poi mia mamma e da là ho iniziato. Perciò questo ragazzo, il primo anello era la famiglia. Questa famiglia che sta cercando di dare, oltre alla scuola, un messaggio diverso. Al ragazzo, ad esempio, piaceva cucinare, ma può essere la pittura, può essere la musica. E quando io ascolto questi talenti che ho qua, anche quei robot fanno delle cose incredibili, perché parliamo sempre di cattivi esempi. Io invece voglio parlare di buoni esempi, perché sono tanti e forse ne parliamo poco. Basta dare loro il gioco che gli piace. È quello il problema. Ma siccome non si fidano più, professor Casonato, e lo dico anche a Cher, sono chiusi a riccio. Perché non si fidano, neppure nel mondo del volontariato, perché i messaggi che gli abbiamo dato sono negativi. Parliamo di lavoro, li pagavamo pochissimo, facevano ore e straore, perché questa è la verità, Presidente Cher, e non venivano perché io li incontravo e dicevo Mirella, ore non ne parliamo, soldi pochissimi, sì 1.500 euro al mese, ne pago 700 di affitto, mangio, devo pagarmi tutto, non mi rimane niente in tasca. Oppure la scuola. La scuola, io sono stata invitata su 2 istituti a Treviso
E questa ragazza ha avuto il coraggio di dire ai docenti: non ci ascoltate. Ognuno di noi è un caso a sé e dovrebbe essere ascoltato. Sono stata l'unica che ha battuto le mani e che l'ho abbracciata, naturalmente con la docente che mi guardava un po' strano come avessi fatto questa... E questa ragazza mi ha detto grazie. Questa ragazza ha urlato: ascoltateci. Allora, quando è stato fatto questo test, il professor Casonato ai ragazzi, è stato detto: cosa vorreste per regalo? Guardate che un test vero, non racconto, sono in televisione davanti alle telecamere. E tutti pensavano: chissà cosa chiederanno questi ragazzi, magari l'ultimo strumento di moda. Sa la maggioranza cosa ha risposto? Professor Casonato: ascolto. Non le sembra che forse dovremmo riflettere su questi test che vengono fatti, analizzati, e capire che forse troveremo tanti talenti, quello che sta facendo lei? Basta solo avere il coraggio di guardargli negli occhi, di andare nel profondo di questi ragazzi che hanno una solitudine pazzesca, non c'è più la famiglia. Quando io sento questo ragazzo che parla per molti ragazzi, a mio avviso, sono confuso, non so più chi sono. Questo la dice lunga poi sul comportamento che troviamo. Prego, professore. Allora, noi negli ultimi 10 anni, e qui anche la mia collega Lorella che si occupa tra l'altro di robotica educativa, e potrebbe raccontare dei casi clamorosi di come all'interno del sistema scolastico tradizionale, con la matematica spiegata nel sistema tradizionale, non apprendevano attraverso la robotica, quindi il montaggio del robot eccetera, hanno cominciato a sviluppare prima l'intelligenza manuale, poi anche quella analitica. Però la cosa che secondo me è importante cercare e che l'adulto dovrebbe dare è la trasmissione della passione, perché quella nonna non ha voluto trasmettere qualcosa, ma lei stessa si era appassionata a qualcosa ed è quello che ha fatto innamorare il ragazzo. E noi abbiamo bisogno di adulti appassionati, quindi i nonni e i genitori hanno un compito importante: dimostrare sempre passione, perché dopo i ragazzi quel qualcosa lo prendono. E quindi il primo è un ruolo di testimonianza, però non è sufficiente, perché dopo questi che noi chiamiamo maestri di talento hanno bisogno in qualche modo di far capire che nulla si ottiene senza il sacrificio, perché è il sacrificio e quindi la fatica, il bisogno di mettersi in gioco e quindi di impegnarsi con tante ore di lavoro, di studio, che il talento si sviluppa. Non possiamo pensare che io ho il talento, quindi adesso con questo talento faccio quello che voglio. Io ho il talento e adesso ci devo lavorare sopra. E questa idea di fatica, di sacrificio, eccetera, secondo me va insegnata. È vero che dopo nella scuola che cosa succede? Noi abbiamo, purtroppo lo dico ancora, un'impostazione gentiliana. Quindi la scuola che butta dentro. E devo anche dire, in difesa della scuola, che per fortuna da noi si insegna tanto, si insegna molto. Qual è il punto, il passaggio sul quale noi stiamo cercando di creare una nuova cultura? Stiamo cercando di far capire che non basta fare un laboratorio fatto bene e i ragazzi buttano fuori un piatto piuttosto che un servizio, piuttosto che un video o qualsiasi cosa, ma dobbiamo accorgerci di che cosa dentro di loro si è attivato e raccoglierlo. Cioè, se io ho fatto un lavoro, un piatto, di 10 ragazzi, chi è che si è visto, si è notato perché ha dimostrato passione in quello che faceva? Ha messo in gioco delle evidenze che ci consente di raccogliere dei piccoli semini. Perché il compito nostro è di dare l'esempio, di dimostrare passione, ma anche come educatori di raccogliere questi semini e costruire quella che dal punto di vista pedagogico si chiama l'esperienza cristallizzante, cioè un'esperienza che nel tempo si consolida e fa crescere la struttura della persona. Quindi quella domanda: ma chi sono io? Sono una persona che nel tempo si è riconosciuto e gli hanno riconosciuto un talento. E questo talento si cresce, matura un po' alla volta e si struttura. Se noi non siamo in grado di cogliere questo, manchiamo nel nostro ruolo educativo. Quindi non basta buttare dentro e inserire dentro delle cose. Bisogna coltivare, bisogna dare l'esempio e bisogna fare in modo che col sacrificio venga fuori qualcosa. Sono delle piantine fragilissime e la piantina fragile fin da piccola ha bisogno di essere curata, annaffiata, sostenuta se è il caso.
Ma questi ragazzi, scusi professore, io non vedo che c'è tutta questa passione di trasmettere la passione, perché quelli che hanno la passione con le regole che abbiamo, con la burocrazia che abbiamo, la stanno perdendo. E se perdono la passione quelli che ce l'hanno, non so dove andremo a finire, perché quello è il problema che io vedo, perché sono demoralizzati anche quelli che hanno la passione. Cosa dice? No, aspetti che abbiamo Mirella da Riesi Più-Decimo, per carità. Mirella! Ciao Mirella, buongiorno, sono ospite. Buongiorno. Ha detto bene il collega vicino a te, perché ci vuole talento anche ai nonni quando vengono i nipotini a casa a trovarli i nonni, ecco, come me che ho 3 nipotini, vengono qua, ognuno fa qualcosa, chi dipinge, chi che qua, chi che là. Le ho insegnato io a dipingere e la musica con una pianola le ho insegnato anche a suonare. Ci vuole poco, delle volte le nonne non stanno là sedute o su qua o su là. Bisogna insegnare un po' che delle cosette da fare e loro, se ascoltano, imparano. Molto chiara Mirella, grazie, sei stata chiarissima, è vero questo, ma hanno dei nonni, il problema è quelli che non ce li hanno, perché noi facciamo presto a parlare la famiglia, i nonni, ma io che non ho la famiglia e che non ho i nonni, cosa faccio? Dove vado? Chi è che mi annaffia, che mi cura? Se non trovo il professore o questa scuola che mi accoglie? Però vorrei chiedere anche al Presidente Kerr, io prima avevo, penso che lei non l'abbia sentito, il Simone Borile, che è giudice esperto in Tribunale di Sorveglianza di Venezia, e sa che ho fatto la proposta perché avevo anche il dottor Polato, che è il sindacato italiano locali da ballo del SILB. Ho detto: scusate, ma perché questi ragazzi che stanno affollando il carcere minorile, guardate che non sono tutti delinquenti, cominciamo anche noi a non chiamarli spacciatori, delinquenti, ignoranti, hanno un nome, hanno un'età, cerchiamo di inserirli anche in un contesto, visto che mancano queste figure che non li troviamo. Ma lo devo dire io questa cosa? Ma è possibile che dobbiamo riempire le carceri di questi ragazzi che poi, ricordate quello che dice la Mirella, svegliatevi a casa, guardate che sono buoni, non sono cattivi ragazzi, basta coltivarli, sono secchi, hanno bisogno di acqua, di nutrimento. Non riuscite a capire che anche noi a casa non dobbiamo chiamarli delinquenti solo perché magari al momento ha trovato il nemico dietro l'angolo, perché ce ne sono tantissimi, e l'ha portato su una cattiva strada. Ma perché, Presidente, non ci si siede tutti attorno ad un tavolo e cerchiamo di capire veramente di andare avanti? Perché guardate che li stiamo perdendo, già ne abbiamo pochi, stiamo perdendo quelli che hanno passione, se perdiamo anche questi ragazzi, perché guardate che la mia preoccupazione, lo dico anche al professor Casonato e anche alla professoressa, lo dico anche a Kerr, è che stanno facendo gruppo. I malvagi, così, i malvagi stanno cercando di dire: vieni che ti faccio vedere io che società che hai davanti, vieni con me. E questo veramente è un numero che mi comincia a preoccupare, se devo dire la verità, comincia a preoccuparmi. Cosa dice Presidente Kerr? Poi sentiamo anche Casonato. Ma Mirella, allora intanto l'argomento diciamo che mi tocca di prima persona, perché io sono papà di una 17enne e quindi so e capisco bene cosa vuol dire in quest'età la solitudine, il chiudersi in camera e rinchiudersi nei vari device, telefoni, iPad, computer, e non diciamo non mantenere il dialogo che poi sono loro stessi che chiedono, no? Quindi diventa difficile, dice io non ho dialogo e quindi mi rifiuto, ma se tu ti rincogli non riesco a parlare, quindi è vero quello che dice, dobbiamo essere noi l'esempio. Io credo che l'esempio sia quello che determina l'educazione dei nostri figli, più di qualsiasi cosa. E noto un'altra cosa, anche assumendo i ragazzi nella mia azienda, ma è anche quella dei miei colleghi. Quello che manca oggi principalmente è la fame. Abbiamo abituato questi ragazzi troppo bene e sono poco disposti a fare sacrifici, poco disposti. Quando quando arrivano a fare colloqui da noi in albergo, dicono ma lavoro anche il sabato e la domenica, dico per forza noi facciamo accoglienza, quindi la gente viaggia soprattutto il sabato e la domenica, no allora non vengo. E quindi voglio dire, ci troviamo veramente
pochi ragazzi che hanno questa fame, questa voglia di entrare, questa voglia di darsi da fare, di entrare in un settore bello e entusiasmante come il nostro, ma è anche ricco di sacrificio. Invece, per quello che parlava prima, noi con l'associazione veneziana abbiamo fatto degli albergatori, non a Treviso, perché a Treviso non si è ancora mossa questa, ma io intendo portarla. Sono 2 anni che abbiamo le carcerate della Giudecca che vengono a lavorare ai piani, cioè a fare le cameriere ai piani nei nostri alberghi, in tutta la provincia di Venezia, quindi sia città ma anche a Mestre. Complimenti Presidente, guardi, non lo sapevo, mi fa piacere. Avanti, sono 2 anni che facciamo. Ecco, e allora ho ragione o non ho ragione? Allora saranno mica tutte proprio... ma veramente c'è qualcosa che non riesco proprio a comprendere. Nadia da Treviso, vai Nadia. Ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Buongiorno. Allora, proprio sabato e domenica i miei nipotini vengono qua il fine settimana, perché durante la settimana vanno a scuola. Allora, uno di 14 anni e l'altro di 13. Li ho messi a tagliare l'erba. Uno col decespugliatore, uno con la macchinetta, e hanno fatto... Sotto il mio sguardo, diciamo, li controllavo e mi hanno tagliato l'erba tutto sul giardino. E ogni volta che vengono qua li faccio sempre fare qualcosa, non rimanere qua seduti. E gli dico, venite qua a mangiare, allora dovete fare un po' di lavoretti e per il mangiare. E dopo il più grande invece che le piace tanto quando cucino, allora si mette qua e cuciniamo insieme e non si tira indietro, lo vedo proprio, e dopo lo fa anche a casa, perché la mamma dice ha fatto un sughetto stupendo e bisogna insegnarli. Però l'altro no. Vabbè, farà qualcos'altro l'altro, vedrai che scoprirai un altro talento, ma vedi, loro hanno la fortuna, professor Casonato. Grazie Nadia, veramente grazie della testimonianza molto importante, sono esempi che bisogna ascoltare, ma questi sono fortunati, ma quello che non è fortunato, dico io, è là che io so che parlo ai fortunati, ma io devo parlare a quelli meno fortunati, a quelli che mi dicono sono confuso, non so chi sono, perché questo è un ragazzo che lo stiamo perdendo se non riusciamo a capire come aiutarlo, fare prevenzione, ecco, prevenzione. Professor Casonato. Mi ricollego a quello che ha detto Kerr, perché noi nel 2008 abbiamo fatto un progetto per come si chiama, operatori di sala, sempre con le carceri della Giudecca, e una cosa che mi ha colpito quando facevamo le selezioni per il corso, signora tocca a lei, questa persona mi ha guardato, erano anni che non mi chiamavano signora. E bisogna sempre dimenticarsi che la persona non è il reato che ha commesso. La persona è persona, può aver commesso degli sbagli, arrivo a dire è giusto anche che paghi per gli sbagli che ha fatto, ma il processo educativo deve servire anche per loro, soprattutto se sono giovani. E come si fa? Beh, mi piace Nadia che ha raccontato delle cose semplici, però nello stesso tempo essenziali. Trovare sempre un ambiente intorno che possa offrire delle occasioni del fare. Un po' tutte le comunità di recupero anche che ci sono nel nostro territorio aiutano proprio partendo dalla terra, dalla coltivazione. Io credo che potrebbe essere molto utile e non sarebbe neanche difficile in qualche modo fare in modo che questi ragazzi soli e abbandonati potessero trovare delle istituzioni pronte a offrire o sport o attività, diciamo, con l'agricoltura o convenzioni con Federalberghi o qualsiasi altra associazione che consente loro anche di mettere in pratica. Perché spesso, e torniamo al tema principale che hai toccato prima Mirella, non si sentono ascoltati. Il problema vero è che poche persone ascoltano e molte sono disposte a dire quello che devono fare. E quindi noi adulti dobbiamo cominciare ad allenarci, dire 2 parole in meno e ascoltare un po' di più. Ma soprattutto anche metterli a contatto con il bello, con l'arte. Allora, noi abbiamo questi alberghi che
penso che veramente ne abbiamo veramente di bellissimi. Cito solo Venezia. Ecco, io quando ho portato, ho portato 200 tra diversamente agili, come li chiamo io, perché non voglio chiamarli disabili, io li chiamo diversamente agili perché si muovono in maniera diversa, quei diversamente giovani, e con questi furbetti. Siamo partiti con 2 motonavi, siamo arrivati a casa la sera alle 7, hanno visitato tutti i musei civici, la Fenice, che li ha onorati addirittura anche con una spilletta, perciò sono diventati anche soci della Fenice, e qua devo veramente dire grazie a questo direttore meraviglioso, Andrea Erri, che è una persona fantastica, ma a contatto con il bello, con delle regole, non c'era un rumore, c'era un'attenzione massima. Questo direttore che ha chiamato questa ragazza collega, ecco, lei ha chiamato signora, lui ha chiamato collega, questa ragazza che nessuno mai ha guardato. Questi ragazzi, Presidente, che lo dico a Casonato e anche alla professoressa, che hanno chiesto quando ci incontrate per la strada venite a salutarci. Non giudicate, venite a salutarci, così hanno dichiarato davanti alle telecamere. Abbiamo bisogno del vostro buongiorno, del vostro ciao. Capisce che forse se riusciamo a fare squadra forse daremo delle risposte a quelli che stanno attendendo come la manna dal cielo che arrivi questo, e non è che chiedano la luna, è questo, vogliono lavorare, vogliono sentirsi vivi, vogliono sentirsi attivi, ma come li rinchiudiamo? Li rinchiudiamo o nel carcere minorile, o arresti domiciliari, la scuola che non li ascolta perché non sono fortunata ad avere quegli insegnanti. Forse tutti assieme. Cosa dice Presidente Kerr? No, ha perfettamente ragione Mirella. Allora, una cosa, io mi ricordo quando ero ragazzo avevo un amico americano e mi disse: tu sei proprio fortunato, ti alzi la mattina, vivi a Treviso, cammini in mezzo a queste strade, a questi palazzi, a questo bello costruito negli anni. Per forza di cose dovrei avere un gusto migliore del mio, che nasco in mezzo a una città sorta sull'incrocio in piena campagna negli Stati Uniti. Non possiamo avere la stessa sensibilità. Quindi io credo che noi veramente abbiamo una fortuna enorme di questo genere qua. E un'altra cosa, io dico, noi come categoria invece, questa è una proposta, Mirella, seria, che faccio a lei ma anche al professore: se ci sono dei ragazzi che veramente vale la pena, segnalateci in associazione, noi faremo di tutto per prenderli, portarli da noi. Ci sono tante strade che oggi ci permettono di assumere un ragazzo o di fare dei contratti vantaggiosi. Noi cerchiamo talenti, vogliamo talenti, ne abbiamo bisogno di raccontare quanto belli siamo in Italia e quanto bravi siamo ad ospitare i turisti. La ringrazio Presidente, perché penso che anche il professor Casonato sia un'opportunità. Ecco, stiamo facendo prevenzione questa mattina, facciamo prevenzione. Abbiamo Sandra ciao Sandra. Ciao Mirella. Sandra da Padova. Sì, io chiamo da Padova. Volevo dire una cosa al signore degli alberghi. Allora, io ancora prima del Covid ho fatto i fanghi ad Abano, ma perché non ero stata informata che pagavi un ticket in base al tuo reddito? Se non hai un reddito alto paghi una stupidata. Me l'ha detto una mia amica, io non lo sapevo. Allora perché non c'è questa informazione? Cioè il medico di base, anche ai telegiornali, e dire guardate chi ha problemi di respirazione, perché fanno anche come si chiamano lì a Battaglia Terme, le inalazioni. Cioè, io ho fatto 2 settimane, mi sono fatta l'abbonamento dell'autobus che era conveniente, scendevo davanti all'albergo, l'albergo posso dire anche il nome, qui Vizzana, e devo dire, la pulizia, la gentilezza che avevano queste persone,
io veramente per 2 o 3 anni... Sentiamo Sandra, devo chiudere perché capite che abbiamo tanti ospiti, tante domande, ma sei stata molto chiara. Presidente, cosa risponde? È vero questo che dice? Non lo sanno, no? Perché non tutti sono capaci col web, cioè non so, 80 anni devono saper usare il web, ma fino a 70 non gliel'ha insegnato nessuno, adesso pretendono che questi nonni sappiano far tutto. Prego Presidente. No, è vero quello che dice l'ascoltatrice, assolutamente vero. Lei pensi che tutte le destinazioni termali fanno oltre il 50% del lavoro proprio con i pazienti che vengono a curarsi con le impegnative mediche fatte dal loro medico di base. Quindi io credo che insomma i medici di base queste cose dovrebbero saperle e dovrebbero saper consigliare i loro pazienti su questa possibilità per fare tutte le cure termali, che in Italia ce ne sono tante e belle, e come ha visto la signora qui si sa, un bellissimo albergo ad Abano, possono fare delle ottime cure. Guardi Presidente, siamo all'oscuro di tutto. Io ho il Presidente dei medici di famiglia, lasciamo perdere perché si ritrovano con 3.500 iscritti. Insomma, no, veramente non ce la fanno più, cioè non è che, ma io penso che veramente non so neanche come riescano a lavorare, perché l'hanno dichiarato qua, cioè loro devono fare segretario perché sono loro che devono scrivere tutto sui computer tutto il giorno, questi visiti che devono fare, le urgenze. Io non so neanche se qualcuno riesce a capire che non è che la sanità così vada così bene anche qua nel Veneto. Per carità, avremo anche delle eccellenze, ma la paghiamo anche questa sanità. Detto questo, dottor Casonato, cosa secondo lei cosa si può fare anche come scuola? Perché anche lei, io ho una mamma che ha una ragazza che è muta ma non sorda, e che lei si rifiuta di metterla su una scuola e su una classe di diversamente agili, perché dice mia figlia ha bisogno di tutt'altro, e la ragazza è ancora a casa, non riesce ad andare a scuola perché manca l'insegnante di sostegno, perché la mamma poi è vista come una serpe perché vuole i diritti della figlia, e naturalmente questo dà fastidio. Però questa ragazza va aiutata. Lisa non può essere a casa, perché Lisa è anche un talento. Io ho avuto a Villa Margherita, quando abbiamo fatto i centri ricreativi estivi gratuiti, lei è venuta, e a lei piaceva tantissimo ad esempio cucinare, disegnare, perciò può essere anche un talento, ma se la lasciamo a casa invece che frequentare la scuola, cioè scuola a 360 gradi o a 60 gradi, professor Casonato? No, perché a questo punto mi viene anche la domanda. Allora, io non voglio fare il difensore della scuola né l'accusatore, voglio semplicemente fare una riflessione con te Mirella su questo aspetto qua, che c'è un ruolo educativo che va riscoperto, perché se noi pensiamo alla persona come un problema, allora gestiamo un problema, mentre noi dobbiamo imparare sempre di più, ed so che è difficile, a gestire una relazione e quindi innescare un processo educativo. Molto probabilmente qui io non la porrei su un piano del diritto o dovere, la porrei su un piano di relazione. Come mai questa famiglia e questa scuola e questi educatori che dovrebbero esserci non si sono in qualche modo incontrati? Io credo che bisogna creare più luoghi dell'incontro, e vorrei dire, parlando anche di burocrazia prima, meno procedure burocratiche, documenti da scrivere e più tempo da dedicare all'ascolto e alla relazione. Per cui investire di più su questo. Io voglio dire una cosa anche a riguardo delle linee politiche che stanno venendo fuori in questi ultimi tempi. Finalmente, dico, sento parlare un po' di più di talento, un po' meno di digitale. Il Ministro ha presentato tempo fa la scuola dei talenti, ha scritto un libro su questo, che è un libro un po' programmatico, però finalmente non si parla solo che bisogna preparare tecnici, perché i tecnici si possono preparare se è il loro talento. Il punto è che l'educazione al bello, buono e profondo sarebbe un bel programma per tutte le scuole, e se noi cominciassimo a pensare più in termini educativi e meno in termini programmatici di apprendimento, o comunque mettere sullo stesso livello le due cose, credo che faremo veramente la scuola che dice il Ministro della Costituzione, che valorizza il merito ma soprattutto tira fuori i talenti dai ragazzi. Cioè bisogna innescare di più un meccanismo di relazione. Prego, prego. No, a me piace poco quando in qualche modo
si contrappongono le scuole e le famiglie. Quando c'è una contrapposizione e un conflitto, questo non fa il bene del ragazzo. Una delle prime mie giornate da dirigente, che ho fatto dirigente in una scuola a Treviso, è stata una signora che aveva avuto, col marito che aveva avuto la figlia bocciata, e mi si è presentata con un fascicolo alto così di carte per il ricorso che stava facendo. E quando mi ha chiesto lei cosa penso dopo avermi illustrato il caso, io gli ho chiesto: come sta la ragazza? Sta bene o sta male? Cosa vuol dire questo? No, perché parliamo prima alla ragazza, io voglio vederla, voglio conoscerla. Allora abbiamo fissato un secondo incontro dove ho conosciuto la ragazza, ho cercato di sentire quello che lei aveva da dire a riguardo. E devo dire che la ragazza un po' alla volta ha fatto emergere anche le sue fragilità. Può essere che la scuola non l'abbia raccolte, può essere che ci siano state delle cose sbagliate, ma cerchiamo di evitare il piano legale e entriamo di più sul rapporto di tipo educativo. Quindi meno rivendicazioni e più relazioni, e meno no e più ascolto. Questo è il compito che affiderei alle famiglie e anche alle scuole. Abbiamo Cristina da Cittadella. Ciao Cristina. Ciao Mirella, buongiorno, sentite? Allora, mi sentite? Sì, benissimo. Ecco, allora intanto io sono d'accordo con il signore che sta parlando. Professor Casamato. Sì, la penso esattamente come il professore e come l'altro suo Presidente Carta. Sì. E concordo in questo, soprattutto sono dell'idea che la nostra scuola ultimamente è fallita purtroppo, perché come diceva l'ex dirigente della scuola che ha fatto questo lavoro, i professori ultimamente non li guardano neanche più in faccia i nostri ragazzi, e si considerano dei numeri e sono giudicati per i numeri, per come fanno anche le verifiche a scuola, sì, no. Non si parla più con l'alunno, non si parla più con lo studente, poi delegano tutto a noi famiglia, e questo a me fa star male, perché io penso che innanzitutto il ragazzo deve essere guardato negli occhi, chiedere come stai, come state, avete passato un buon weekend, vi vedo un po' stanchi, allora chiudiamo un attimo i libri e parliamo di com'è bella la giornata oggi, cioè cerchiamo di renderli anche non solo giudicati dal voto, tiriamoli fuori le belle cose che hanno i nostri figli, i ragazzi, perché come dicevi te Mirella, li stiamo perdendo, perché dentro loro si sentono giudicati dalla scuola, a volte giudicati da noi genitori, perché dopo noi genitori facciamo tanto, vediamo che a volte a scuola i professori non li sanno prendere, perciò vanno in crisi, noi genitori andiamo in crisi, perché non è vero che tutti noi genitori non facciamo un lavoro con i nostri figli, perché ultimamente fare il genitore con questi ragazzi di adesso è molto impegnativo. Concordo con il collega che ha... Molto chiara Cristina, ti ringrazio della telefonata, fa piacere perché vedete come sono a casa attenti, che ascoltano e capiscono veramente l'importanza anche di dire, di esprimere la propria opinione. Allora io ho fatto questo convegno all'Ippodromo Sant'Artemio domenica con le associazioni, abbracciano le associazioni, sto cercando di mettere assieme le associazioni che sono escluse dai tavoli generali, non si sa il perché, perché la politica va giù dritta. Allora noi abbiamo fatto questo, allora sentiamo, e avevo anche il professor che è un dottore psicologo, il dottor Miotti, che è anche poi assessore a Castelfranco, andiamo a sentire cosa ha detto proprio in merito a queste famiglie distrutte dalla perdita dei loro figli per incidenti stradali, sul lavoro, ecco, questi genitori che vorrebbero essere ancora genitori e non lo possono più fare e si mettono a disposizione di altri genitori per condividere il dolore. Pensate che bravi sono queste famiglie che nessuno ascolta, professor Casamato, neppure la scuola. Andiamo a sentire cosa dice il dottor Miotti. Prima si diceva che in Belgio vanno gli assistenti sociali appena capita, e credo che io vengo chiamato spesso in pronto soccorso a comunicare ai familiari la brutta notizia. Questo è importantissimo. Facciamo un'opera di recupero della persona che resta importantissima, prima possibile va fatto. Però ecco, io mi occupo di trauma, anche ieri ho visto un ragazzino sopravvissuto all'incidente di quell'anziano che è morto sul colpo a
vicino ad Asolo, a Pagnano credo, sì, Pagnano. Lui è sopravvissuto, però ha visto il suo amico morto, quello che aveva la moto, e quindi lui ha detto: sono 2 mesi che non dormo, dammi una mano. E io intervengo spesso in queste situazioni, c'è speranza. Oggi ho letto proprio Václavic, che è uno dei grandi della psicologia, e diceva: come si fa a far superare un lutto importante? Se voi vi chiedessimo, se vi diamo una persona esattamente uguale a quella che avete perso, con le stesse fattezze, col stesso modo di fare, voi accettereste? No. Quindi vuol dire che siete pronte anche a rielaborare questo lutto, che il lutto è lasciare purtroppo chi non c'è più, perché quello non torna. È stato durissimo Václavic. Vi procuro una volta magari proprio questo pezzo, perché è stato proprio stamattina per caso un libro che ho trovato in un mercatino. L'altra cosa, sono contento che c'è la psicologia del traffico. Io l'ho fatta 20 anni fa con qualche attore, facevamo Guido Sicuro, c'era anche Paola. È vero che è cambiato poco, però bisogna tornare. Per me sono importanti anche l'uso di psicofarmaci. Quanta gente è piena di benzodiazepine si mette alla guida e non sa l'effetto, quindi bisogna continuare a dire le cose, perché non è mai abbastanza. Quindi l'uso di psicofarmaci. La psicologa del traffico ha detto: utilizzare i sistemi che si hanno. Io per non prendere le multe, perché ho contribuito abbastanza, insomma, l'anno scorso, ma sempre per cavolate, per qualche chilometro, e non si trasgredisce, signora, ha ragione, però era 1 o 2 chilometri, ho detto basta, adesso devo andare piano, devo andare giusto. Allora mettevo il cruise control, però l'altro giorno andando verso Padova. Abbiamo sentito anche il dottor Miotti che sta cercando di far capire l'importanza anche di esserci, perciò di elaborare però nella maniera giusta. Ecco, sentiamo anche Giorgia da Venezia. Vai Giorgia. Buongiorno, salve. Buongiorno. Io sono una mamma di un ragazzo adolescente e io ho dovuto ritirare mio figlio da scuola. Mio figlio è affetto da diabete tipo 1. Lui prendeva le notte in classe perché si faceva l'insulina. Io con la scuola ho avuto siamo genitori aperti, abbiamo sempre dialogato, abbiamo sempre cercato un incontro con la scuola. Non c'è mai stata opposizione o imposizione da parte nostra, perché abbiamo un ragazzo un po' diverso, perché il mio ha solo il diabete, tra virgolette, ma ci sono difficoltà enormi, anche sociali, tra ragazzi, ed è difficile inserire non so come dirvi, ce ne sono tanti di questi ragazzi che hanno più o meno patologie più o meno visibili e la scuola non è organizzata per assorbire tutti questi tipi di disagi. Un insegnante lì e insegna, ma dietro ai ragazzi di oggi, tra le patologie e i disagi psicologici, ci sono cose che loro non sono in grado di affrontare. I ragazzi diventano quindi più oppositori, si sentono non accettati ed è molto difficile trovare un dialogo. Io sono stata rimbalzata tra dirigente, vicepresidente, ho chiesto altri, sono andata a parlare solo quando loro avevano da dire. Quando io ho chiesto di andare a parlare per un confronto non ho ricevuto nemmeno una risposta. Giorgia, ti ringrazio, purtroppo devo correre perché ho già forato, ma era importante questa telefonata, fa capire quanta strada dobbiamo fare, professor Casonato, lo dico anche alla professoressa, ma forse se cominciamo a ascoltare magari quelli che hanno qualcosa da dire, non quelli che non hanno niente da dire, magari sono nelle poltrone sedute e non portano a niente, ma rifar sedere quelle persone che hanno qualcosa da dire. Prego, professor Casonato. Ma diciamo che
bisognerebbe dare sempre un motivo di speranza alle famiglie. Il prima di tutto è restare positivi, quindi insistere sempre, perché credo che l'acqua un po' alla volta scava la roccia. Quindi non mollare mai e sempre proporsi in una dimensione di dialogo, perché fa male anche al ragazzo vedere, diciamo così, il conflitto. Però nelle situazioni di disagio psicologico in particolare sappiamo che nella fase dell'adolescenza bisogna tirare fuori il vecchio mestiere dell'alchimista. Non esiste niente di scientifico, non esiste manuale, voi potete stare tranquilli, sentite tutti gli esperti che volete, ma quando vi trovate, io mi sono trovato nel ruolo di genitore a vivere l'adolescenza dei figli, è sempre un imprevisto, è sempre qualcosa che non funziona e possono sfociare situazioni di depressione, possono sfociare situazioni di disagio che creano dipendenze. La cosa importante che io da genitore mi sento di dire a tutti è credere sempre nei propri figli, volergli bene nel senso di fare in modo che il voler bene sia anche lasciarli liberi di scegliere e sbagliare e di sbagliare e in qualche modo non mollare mai. Cioè la cosa importante come genitori è non mollare mai. E non mollare mai vuol dire sia nei confronti dei figli, sia nei confronti delle istituzioni, sia nei confronti dei parenti e degli amici. Tenere sempre duro. Questa è la cosa più utile da poter fare, perché la soluzione nasce dal cuore. Non c'è un esperto che può dirvi la soluzione da adottare coi figli. E se le porte vi sembreranno chiuse o anche sono chiuse a volte, si possono cercare nuove porte e nuove scuole. Lo dico perché secondo me in ogni scuola c'è sempre qualche buon educatore, qualche buon dirigente che riesce ad accogliere. E cercare finché si trova la situazione e la persona giusta è la cosa che io invito tutti a continuare a fare. E anche i ragazzi a non mollare. Ecco, e non soprattutto mollare. Anche soprattutto i primi devono essere loro. Che non hanno la fortuna di avere la famiglia, i nonni come Nadia e altre nonne, di non mollare, perché prima o poi troveremo sto tavolo che vi accoglie, ragazzi, lo faremo, ce lo inventeremo, ma vi prometto che ve lo faremo. Io adesso collaboro anche con la giustizia, perciò non solo minori ma anche ragazzi che hanno sbagliato. Io l'altro giorno, lo dico, professor Casonato, con un giudice ha detto rieducare una persona di 57 anni. Ho detto no, guardi che rieducare no, reinserirla sì forse, perché come fai a rieducare una persona di 57 anni vissuto sulla strada, escluso dalla società? Cioè, quello che posso fare è cercare di reinserirlo, ma di rieducarlo a 57 anni, capite che ce n'è da lavorare, cioè sono io che devo cambiare la parola, non lo so. Ma io credo che bisognerebbe fare tante scuole di talenti anche in carcere. Ecco, appunto, perché qua è il colmo dei colmi, una persona abbandonata dal mondo a 57 anni, reinserirla sì, e sono convinto anche che se iniziamo ad ascoltare anche queste persone, ma anche se cominciamo a riconoscergli il talento. È il talento che qualcuno ne ha sempre, sono convinta, c'è sempre. Bisogna solo cercarlo. Allora, Presidente Kerr, come ci saluta? Cosa vuole dire? Allora, voglio dire che in due parole, insomma, il futuro è dei giovani. E i giovani dobbiamo crearli nel migliore dei modi perché sono il nostro futuro. Dobbiamo, come ho detto prima, dare il buon esempio. E volevo proprio fare un appunto su quello che diceva prima il professore. Diceva, arrivano con le carte e gli atti e le cause per dimostrare. È normale, è quello che stanno ricevendo dai loro genitori, perché siamo in un mondo ricco di litigi, dove vediamo che le famiglie litigano, si fa causa per ogni qualsiasi piccola cosa, quindi anche con la scuola questo deve essere l'atteggiamento, ma non è questo che dobbiamo andare a insegnare. Come diceva, io credo che la famiglia sia il principale educatore dei nostri figli e quindi se vuole veramente bene i propri figli deve pensare al futuro dei propri figli e noi come azienda dobbiamo essere lungimiranti, capaci di accoglierli e capaci di sviluppare questi talenti che all'interno di queste cose ci sono. Quindi io spero che questa trasmissione non resti solo una chiacchierata, ma diventi magari anche in futuro, come dicevo prima, un sistema per portare questi ragazzi più facilmente e più velocemente all'interno delle nostre imprese. Quindi io questo mi auguro che sia
che diventi questo incontro odierno, Mirella, che diventi una cosa, una strada, un viatico per il futuro. Grazie E veramente, grazie ancora al professore Presidente. per le parole utili e interessanti, complimenti. Grazie Presidente Giovanni Car, Presidente Federalberghi Treviso, grazie al Professor Giordano Casonato, formatore Scuola dei Talenti. Questa mattina abbiamo capito che forse è là che dobbiamo premere, forse accelerare un po' non farebbe male e far sedere anche attorno a questo tavolo persone che hanno i talenti e magari non lo sanno, ma forse lo scopriremo. Grazie. Pubblicità. Vi presento altri ospiti graditissimi. Abbiamo seduto vicino alla Mirella Marco Mazzariol, affetto da distrofia di Duchenne, con Stefano Mazzariol, che è il papà, che è anche delegato territoriale Associazione Parent Project Veneto. Grazie di essere qui. Guardate Marco, sentirete cosa vi dice Marco adesso. Ma saluto anche, vediamo se è collegata, Emanuela Pozzan, eccola qua, coordinatrice consulta delle malattie neuromuscolari della Regione Veneto. Grazie anche a lei Pozzan di essere qui con noi, abbiamo due esempi meravigliosi questa mattina. Allora partiamo da Marco Mazzariol, perché sa Pozzan sentirà cosa fa Marco da poco tempo, cosa è riuscito a fare, racconta Marco. Allora, da poco sono riuscito ad entrare nel Consiglio Comunale della Gazzi, noto anche come CCRR, in carica di consigliere e assessore alla sicurezza e di inclusione. Avete capito? Capito Pozzan cosa è riuscito a fare Marco? Grazie anche all'aiuto di questa famiglia però che ti supporta, sto papà che crede pienamente in te, o sbaglio Marco? Certo, ma non solo il papà, anche la mamma, il fratello, la nonna, gli insegnanti e anche i miei compagni che hanno sostenuto la mia candidatura, mi hanno incoraggiato a candidarmi e che alla fine mi hanno votato. Ascolta, cosa vuol dire questa malattia di Duchenne per te, questa patologia? Cos'è che puoi dire? Come la stai vivendo e come sei cresciuto con questo problema? Beh, io con questo problema sono quasi sempre vissuto senza problemi, cioè non ho mai dato troppo peso. Certo, a volte rimpiango di non poter camminare, però mi sono reso conto che l'intelligenza è quella che conta, non le gambe. Quindi convivo tutti i giorni con questa cosa quando mi sono detto questo. E soprattutto per te la sedia a rotelle, la carrozzina è un mezzo per spostarti, nient'altro che un mezzo, come uno la bicicletta, la macchina, il motorino, tu ti sposti con questa sedia a rotelle che per te è fantastica, perché senza di questa, ma è un mezzo però, è l'altro, quello che serve, la testa, il cervello, vero Marco? Marco è il numero uno. Pozzan, cosa dici queste parole di Marco che fanno sperare bene, ecco, la positività, credere nel futuro, sentirsi vivi e proprio convivere con questi problemi non da poco, ma si convive anche bene per Marco. Pozzan, cosa vuole dire? Beh, mi complimento innanzitutto con il ragazzo perché vedo che è molto attivo e ha anche molte iniziative. Per quanto riguarda le malattie, forse per le persone che non ne sono affette appare come un ostacolo, ma per noi appare una realtà che viviamo quotidianamente, che fa parte di noi, che ci accompagna, ma non ci ostacola se abbiamo veramente un carattere che ci porta a progredire nella nostra vita come qualsiasi altra persona. Cosa vuol dire essere coordinatrice della consulta delle malattie neuromuscolari della Regione Veneto? Che siamo anche curiosi, vogliamo capire, vero Marco? Certo. Allora, è un ruolo a cui tengo moltissimo perché porta un insieme di persone. Al momento siamo 17 associazioni di malattie neuromuscolari a portare avanti le nostre istanze nei vari tavoli regionali e anche con le altre consulte territoriali a livello nazionale.
per cercare di migliorare la presa in carico neuromuscolare all'interno del nostro territorio, che presenta purtroppo delle lacune, e cerchiamo di migliorare un po' la vita a tutte le persone che sono affette da questa patologia. Senta Pozzan, sentire parlare Marco Mazzariol così positivo, quanto bene fa proprio alla mente a vedere la giornata in maniera diversa, perché questi sono gli esempi positivi che vorremmo ascoltare tutti i giorni. Prego Pozzan. Direi che è molto importante che ognuno di noi possa portare le proprie conoscenze, le proprie abilità da servizio un po' di tutti per cercare di migliorare la società. Purtroppo ci sono delle persone che fanno cose che sicuramente non portano a migliorare le cose. Io parlo di guerre e di altri reati che vengono fatti quotidianamente. Quindi io direi che siamo una foresta che cresce, e quindi mi complimento nuovamente con questo ragazzo pieno di iniziativa che ha di impegnarsi per tutta la sua vita e cercare di migliorare questa società. Allora io adesso vorrei sentire anche Stefano Mazzariol, che è il papà di Marco. Cosa vuol dire avere un numero uno a fianco, questo numero uno che veramente ti fa capire l'importanza, ecco, di esserci, di stare, di vivere? Prego. Ma allora la cosa più bella è essere orgogliosi di un ragazzo che in prima persona si impegna in determinate attività e soprattutto ci riesce. Devo dire, tutto quello che lui ha fatto finora è sempre stato fatto in maniera veramente con grande successo. Adesso ci ha parlato dell'esperienza della sua candidatura nel Consiglio Comunale dei Ragazzi del Comune di Carbonera, però ha fatto anche molte altre cose in passato Marco, sia per l'associazione Parent Project, ma anche come attività sue dal punto di vista di hobby, come per esempio Marco è molto attratto dal teatro, per esempio. Viene da un corso di teatro molto, molto bello, dove ha potuto tra l'altro interagire con ragazzi senza disabilità. Lui era l'unico ragazzo che aveva una disabilità, nel suo caso motoria, e sono riusciti a fare tutto il corso perché sono riusciti a trovare uno spazio accessibile dove poterlo fare, e hanno fatto lo spettacolo finale in cui sul palco si muovevano normalmente come attori con disabilità e senza disabilità, nel suo caso con la sua carrozzina elettrica, da dietro le quinte alla scena ha potuto interagire, quindi è stato veramente un grandissimo esempio di un'attività inclusiva che, al di là delle barriere architettoniche che si possono incontrare, soprattutto magari in teatro, palchi o accessi o cose di questo tipo, ma dal punto di vista veramente di attività di insieme, può essere un ottimo esempio di un'attività inclusiva da poter proporre anche in altre situazioni. In effetti la parola inclusività si sente da poco, fino a poco tempo fa non si sentiva, adesso si sente, Marco, la parola comunità, quello che stai facendo tu, fai del bene alla comunità, perché è quello che fai, essendo anche inclusivo. Ecco, cosa vuol dire per te la parola inclusività e fare comunità, Marco? Cosa vogliono dire queste parole per te? Per me inclusività significa, cioè, includere anche ragazzi con esigenze particolari, cioè, quindi con disabilità e senza disabilità, in modo che crescano insieme armonicamente, e questo per me significa comunità. E come sport fai qualcosa, Marco? Ma come sport io non faccio sport, diciamo. E perché? Beh, perché cioè, fare sport non ti attira? Non mi attira, esatto. Ti piace più il teatro? Sì, esatto, il teatro mi ispira di più. Ecco, avete capito, non perché non possa farlo, è qua che io voglio arrivare, è perché lui ha deciso che nella sua creatività c'è il teatro, non c'è lo sport. E il teatro cosa ti dà? Ecco, quando finisci queste recite, con questa squadra, con questa compagnia bellissima, ecco, quando vai a casa cosa dici? Ci sono riuscito assieme a tutti, perché questo è l'importante, fare proprio un'altra famiglia ti hai creato. Cioè, quando sono tornata a casa dopo aver fatto lo spettacolo mi sono detto ce l'ho fatta, sono riuscito a fare uno spettacolo
unendo ragazzi senza disabilità e ragazzi con disabilità, e questo mi è molto piaciuta sta cosa. Ti ha gratificato? Esatto. Perché secondo te siete tutti uguali, non c'è diversità. Certo. Solo, come dico io, tu ti muovi in maniera diversa, ma a tutti gli effetti sei come tutti gli altri. Esatto. Questo forse è il messaggio che vogliamo dare questa mattina. Sai, io lo sto dicendo da anni, anche con le Olimpiadi, che dovrebbero esserci solo le Olimpiadi, non le Paralimpiadi, perché per me le Olimpiadi sono fatte da persone che si confrontano. Per carità possono essere dei percorsi diversi, però vorrei anche capire che sarebbe utile anche fare le Olimpiadi e basta. Cosa dice papà? Beh, diciamo che potrebbe essere un ottimo modo per poter fare dell'altra inclusione anche dal punto di vista sportivo. È chiaro che magari le capacità e quindi anche le azioni da fare nelle varie attività sportive sono differenti per ovvi motivi, insomma per limitazioni o per caratteristiche delle persone, però poter eventualmente accorpare l'evento in un unico grande evento veramente complessivo, dove ci siano le gare di persone che abbiano disabilità e parallelamente le gare delle persone senza, potrebbe rappresentare una nuova evoluzione sicuramente, non una differenziazione delle due situazioni, ma un accorpamento davanti allo stesso pubblico, davanti alla stessa vetrina. Probabilmente potrebbe essere una bella evoluzione. Forse siamo stati anche troppo silenziosi, non abbiamo premuto l'acceleratore nella maniera giusta di far capire anche a queste persone che si doveva parlare di inclusività. È facile parlare di pista da bob, però non è facile parlare che non avevamo ancora gli alberghi che potevano ospitare queste persone con le loro divergenze. Ecco, forse se prima si pensasse invece a quello che posso offrire, anche culturalmente evolvermi un po', perché sono persone come tutti gli altri che spendono, però tanto è vero che il presidente del CIP, Comitato Italiano Paralimpico, che io ho avuto anche ospite diverse volte, ha dovuto fare un convegno proprio a Cortina per far capire l'importanza di adeguare anche gli alberghi. Ecco, capisce che sentire cose che non interessano invece di cose che interessano, perché questo vuol dire inclusività. Abbiamo Francesco da Mogliano, vai Francesco. Sì, buongiorno, sono Francesco Moccia di Mogliano, conosco molto bene Marco, volevo fare i complimenti alla sua forza interna ed esteriore che ha, dei complimenti che vanno oltre il limite per il coraggio che ha, per come sta affrontando tutte queste dinamiche della sua malattia. Lui è forte e molto intelligente e volevo fargli sempre i complimenti perché porta avanti un progetto molto importante, e soprattutto ai genitori. Forse sono più emozionato io di lui e lo voglio salutare con tanto amore. Ascolta, Ciao. lo facciamo anche a Emanuela Pozzan questo complimento perché anche lei si sta battendo. Cosa dici Francesco? Ma a tutti voi. E di questa trasmissione ce ne vorrebbero tante altre per sensibilizzare le persone. E noi comunque ce la mettiamo tutta, un goccio, la famosa goccia nell'oceano, noi ce la mettiamo tutte le mattine, Francesco. Se seguite Sveglia Veneti vedrete che tutte le mattine ci sono queste realtà proprio per far capire che forse il silenzio Pozzan è quello che ha ucciso la nostra comunità. Ecco, facciamo fatica, abbiamo i campanili, l'associazionismo, il campanile più alto è quello che domina, mentre quelli attorno, i campanili più piccoli non sono ascoltati, invece sono quelli che dovrebbero essere più ascoltati. Prego Pozzan. Certamente, l'importante sarebbe mettersi insieme con persone tra persone che hanno le stesse problematiche, perché a volte l'unione fa la forza, e quindi quando si hanno anche delle patologie di questo tipo, mettersi insieme è importante, perché è un conto andare a fare delle richieste da soli, mentre se si è in più persone si ha più opportunità di avere una risposta concreta. Sa Pozzan cosa ho fatto? Proprio per questo motivo ho cercato di fare questa unione di associazioni che non venivano ascoltate. Ho creato le associazioni Abbracciano le associazioni. Non c'è un numero uno, ci sarà un capofila ma non un numero uno, per portare avanti quello che dice lei, fa ascoltare la voce. Il problema è che se sei in pochi la politica non dà risposte, se invece sei in tanti, indipendentemente da quello che rappresenti, ma l'unione fa la forza. Un colpo aiuto questa associazione, un colpo parliamo di questo problema di un'altra associazione
ma tutti assieme, perché la politica ha paura solo dei numeri e quando vede i numeri, abbiamo visto anche con gli agricoltori, ecco, forse rivede quello che aveva già deciso di fare, perché i numeri impressionano. Sei d'accordo, Marco, che bisogna fare squadra e fare numeri? Esatto. Cosa vorresti dire alla politica tu? A quella politica che non sente, non a tutti, a quelli che non ascoltano ancora come risolvere i problemi, perché tu stai parlando veramente in maniera molto franca, nel senso che io sto facendo qualcosa, io sto facendo qualcosa di buono per la comunità, ma voi mi aiutate a fare questo qualcosa di buono, parlando magari anche di barriere architettoniche, perché noi parliamo, però ci sono, esistono, e c'è molta gente ancora che non capisce l'importanza di non parcheggiare la macchina nella pista ciclabile oppure nel posto per i diversamente agili che poi devono scendere con la carrozzina. Ecco, cosa vorresti dire alla politica, Marco? Beh, io vorrei dire alla politica che bisogna dare importanza a tutto e non lasciare nulla indietro, non dare importanza a tutto quello che c'è, tutte le cose importanti, non solo alcune. Cioè non solo ai numeri uno, il campanile alto, ma ascoltare un po' tutti quanti e poi decidere tutti assieme sul da farsi. Certo. Ascolta Marco, il teatro, hai detto, la bellezza, quando hai scoperto di avere questo talento, di essere questo creativo? Appena sono andato alla presentazione del corso mi sono reso conto che faceva proprio per me. Ma tu a casa avevi qualcosa, seguivi qualcosa in televisione, nei social? Cioè cosa ti piace del teatro? Che teatro ti piace ad esempio? Beh, a me una cosa che mi piace del teatro è che quando sei un personaggio ti dimentichi completamente chi sei e ti immedesimi in un'altra persona, cioè una persona che non sei tu, che è qualcun altro che non ha il tuo carattere, che è completamente diversa. Perciò stacchi la spina, diventi un'altra realtà e questo ti fa bene, ti fa star bene, perché puoi toccare tante realtà, diventare tante persone, Marco. Certo. E qual è il ruolo che ti piace di più in teatro? Cosa ti piace fare? Ma a me come ruolo in teatro piace fare sicuramente qualcosa che è il contrario di quello che sono io, magari il protagonista mi piace fare, ecco. Hai capito cosa vuole fare Marco? Il protagonista, perché lui si sente un protagonista. Tu sai che sei un protagonista, sai che sei un numero uno. Te l'ha detto anche il signore della telefonata, te l'ha detto anche Pozzan. Pensa a quante persone che ti stanno guardando e ti posso assicurare che sono tantissime che si stanno complimentando, ma soprattutto il messaggio di forza, di grinta. Ma è sempre stato così, Marco, papà? Sì, Marco è sempre stato con questa espressività veramente limpida, solare, energica, ed è quello che poi ha aiutato anche noi genitori nel momento in cui siamo entrati in contatto con la sua patologia. E in realtà all'inizio era facile cadere in un buco da cui... Quando è successo che avete scoperto la malattia di Marco, questa patologia? Quanti aveva Marco? Poco prima dei suoi 2 anni. Ah, subito. Sì, diciamo che fin da piccolo è una malattia che comunque mostra dei segni fin da piccolo, dei deficit di forza per cui i bambini non riescono a fare determinate azioni quando crescono che in realtà dovrebbero fare. Nel suo caso il sospetto è venuto dal fatto che pur camminando regolarmente non riusciva a mettersi in piedi da terra se non con un appiglio, con un appoggio più alto da cui prendere forza, esatto. Da lì è nato poi il sospetto che ha portato poi alla diagnosi di distrofia di Duchenne. Qual è stata la difficoltà che ha trovato papà nell'affrontare questa problematica? E quali sono stati i paletti più grandi che ha trovato lungo il percorso? Diciamo che uno degli scogli più grandi è legato alla burocrazia che c'è dietro. Allora io capisco sicuramente che ci siano delle necessità legate soprattutto alle valutazioni per evitare che qualcuno abbia dei diritti che magari non siano effettivamente dovuti. Però è anche vero che ci sono delle situazioni veramente molto farraginose, molto complicate, che portano poi una famiglia ad un livello di stress già molto elevato per la gestione della malattia, a un livello di stress enorme nella gestione di tutto ciò che è il riconoscimento e la prosecuzione della presa in carico della malattia. È veramente difficile. Una famiglia come la nostra è messa sotto stress quasi costantemente tutti i giorni dalle attività che devono essere fatte,
al di là di quello che poi è la quotidianità della gestione di un bambino che comunque ha delle caratteristiche che necessitano ovviamente di attenzioni particolari. E che deve soprattutto fare la quotidianità di tutti i giorni, deve andare a scuola, deve fare quello che gli piace, deve avere questi supporti. Ecco, c'è abbastanza supporto alla famiglia in questo nel 2024? Diciamo che si potrebbe sempre migliorare, quello sicuramente. Viviamo una situazione forse qui a livello di regione in cui abbiamo comunque dei servizi che funzionano, ci sono anche delle cose che non funzionano e penso che la nostra amica della consulta delle malattie neuromuscolari sia molto cosciente di che cosa effettivamente vada migliorato, perché comunque anche la nostra associazione di cui faccio parte anch'io fa parte della consulta e siamo spesso in contatto con le famiglie e sappiamo cosa vada migliorato. È importante però che ci sia soprattutto la presa di coscienza della società che oggi i ragazzi con disabilità non sono più quelle persone che devono essere magari coccolate, curate, ma che rimangono lì, di cui io mi devo occupare, ma che non abbiano magari una loro realizzazione di un progetto, di loro desideri, di un loro progetto di vita. E penso che Marco sia il primo esempio, ma perché abbiamo voluto noi che Marco fosse così, nel senso che non abbiamo messo nessun limite alla sua espressività, alla sua volontà, ai suoi desideri, e credo che ci sia ora la necessità che la società prenda coscienza che anche le persone che vivono la disabilità in realtà hanno desideri, progetti, potenzialità, grandissime potenzialità. Io penso semplicemente anche al discorso delle barriere architettoniche. Marco nel Consiglio Comunale, nel piccolo discorso che ha fatto di insediamento quando è stata fatta la nomina, ha detto: la mia priorità è lavorare per le barriere architettoniche. Tanto è vero che il comune di Carbonera, e lo ringrazio anche per questo, lo salutiamo anche la sindaca che abbiamo ospite diverse volte, Federica Ortolan, sì, che conosce bene Marco, e tra l'altro lo ha coinvolto, per esempio quando è stato fatto la redazione del piano abbattimento barriere architettoniche del comune, ha coinvolto Marco nel fare il tour della scuola di Marco con la carrozzina insieme alle persone addette poi alla redazione del piano abbattimento barriere architettoniche, per valutare ancora meglio dove effettivamente ci sia l'abito di intervento. Quale spunto migliore se non Marco, che vive la quotidianità di fare questi percorsi? Ecco, in quel momento cosa ti sei sentito? Cioè questa sindaca che capisce l'importanza di averti a fianco, di fare assieme a te il percorso, perché tu vivi questa realtà, sei tu che devi dare il là. Prego Marco. Beh, voglio ringraziare la sindaca perché intanto ha capito i miei bisogni e ha voluto coinvolgere me che comunque io vivo queste cose tutti i giorni, ha voluto coinvolgere me nel segnalare le barriere architettoniche. Questo mi ha fatto sentire importante, ecco. Ascolta Marco. E di aiuto per molte persone. E soprattutto perché quello che farà bene a te farà bene in futuro anche ad altre persone che devono muoversi con la carrozzina, o anche a degli anziani che si muovono coi bastoni, con queste cose utili per loro. Senti, un'altra cosa Marco volevo chiedere: si parla tanto di baby gang anche nel tuo paese, di questi ragazzi che ne hanno combinato di tutti i colori, la sindaca era molto arrabbiata anche. Ecco, tu vai a scuola, io sono convinta che tu conosci anche questi ragazzi, come li vedi? Ecco, cosa vorresti dire a questi ragazzi? Soprattutto tu che sai cosa vuol dire superare le barriere. Questi invece stanno abbattendo le barriere, che sono le barriere dell'educazione, del rispetto, perché facendo questo non rispettano il prossimo. Prego. Beh, io gli direi: perché lo fate? Il motivo perché lo fate? Qual è il motivo scatenante di fare questa cosa? Questa è la domanda che io gli vorrei fare. Io le vorrei dire: invece di provocare danni, perché non aiutare il prossimo? Perché non aiutare il prossimo? Allora, sentiamo cosa dice anche la nostra Emanuela Pozzà. Manuela, cosa vuoi dire le parole che ha detto Marco? Ha sicuramente ragione, anch'io mi chiedo cosa ci sia all'interno del cervello di queste persone che fanno delle cose per danneggiare gli altri, con tutto il lavoro che ci sarebbe da fare per migliorare la società in genere, ma anche le situazioni di tante persone che sono in una posizione apparentemente di svantaggio, e le loro energie dovrebbero essere
delle volte a risolvere problemi più che crearli. Ma hai ragione, Pozzan, quando parlate di queste cose, barriere architettoniche, inserimento anche lavorativo, inserimento scolastico, ecco, cosa sentite? C'è un ascolto da parte di dovere? Com'è la situazione, Pozzan? Beh, rispetto a quando ero giovane io, le cose sono migliorate molto, perché c'è una maggiore presa di coscienza da parte sia della classe politica che anche della società. Ad esempio io quando andavo a scuola avevo le scale, quindi era sempre stato un grandissimo problema per l'inclusività, e nella mia scuola c'erano 3 persone che erano in carrozzina, e veramente per risolvere i problemi è stato un parto, veramente. E adesso so che questa scuola con gli anni e con le esperienze ha migliorato la situazione. Adesso ha tutte le aule a piano terra, e dove era prima hanno messo l'ascensore. Quindi a volte bisogna anche rilevarli i problemi e fare notare che esistono, perché con il tempo magari si può migliorare la situazione. Adesso chi va in questa scuola trova una scuola accessibile e si trova quindi soddisfatto delle sue esigenze. No, ferma Pozzan, trova la scuola accessibile, ma non tutte. Ecco, bisogna capire che accessibilità alla scuola, quale scuola, perché abbiamo anche io ho avuto anche degli ospiti che veramente ci sono certi genitori che fanno ancora fatica ad essere ascoltati. Cosa dice? Sentiamo Stefano Mazzariol, ecco, non è sempre così e non è sempre che ci sia la dovuta attenzione a queste problematiche. Prego Mazzariol. Sì, nel mondo della scuola le situazioni sono evolute molto, appunto come diceva poco fa la Pozzan, giusto? Sì. Ok, perfetto. Che è la coordinatrice. Che è la coordinatrice. Sono evolute molto. Io devo dire, per esempio, la scuola di Marco è ben messa dal punto di vista di accessibilità, tanto è vero che lui non ha avuto difficoltà ad inserirsi nel suo percorso scolastico. Però spesso sentiamo di situazioni in contatto con altre famiglie molto più complicate, in cui magari ci siano anche le scuole che hanno difficoltà a eventualmente rendersi accessibili per dei ragazzi che abbiano appunto delle disabilità motorie, ma anche non solo motorie, pensiamo anche ai non vedenti per esempio. Anche quella è una situazione molto particolare che necessita di accorgimenti molto importanti. Io per esempio volevo sottolineare, forse può raccontarla anche Marco, questa situazione qui, che anche nella ricerca per esempio del corso di teatro che ha voluto fare Marco, la prima esperienza si è scontrato contro purtroppo una compagnia teatrale che organizzava dei corsi per ragazzi, ma il luogo in cui veniva effettuato il corso non era accessibile per la carrozzina, quindi Marco ha dovuto rinunciare. E perciò noi diciamo il problema di Marco, ma il problema di molte persone. Io penso ad esempio Pozzan, e lo dico a lei, quando abbiamo sentito quelle interviste che abbiamo fatto, 2 persone appunto diversamente agili che non riuscivano a entrare nell'ascensore delle ferrovie di ultima generazione a Conegliano, capite bene perché non entrava la carrozzina, avevano sbagliato le dimensioni, perciò la dice lunga se nel 2024 ci troviamo in queste situazioni. Per quello dico che è molto importante il tavolo regionale. Prego Pozzan. Io prima mi stavo riferendo alla mia di scuola, per la mia esperienza. Io non volevo dire che tutte le scuole sono accessibili. Io ho collaborato anche a dei tavoli di lavoro per la stesura dei PEMA nei vari comuni, e il lavoro ce n'è molto, e soprattutto è importante che siano coinvolte le persone che hanno le disabilità, tra virgolette, che hanno il problema, perché non sempre ci si rende conto della natura del problema, perché per un ingegnere che collabora alla stesura di un PEMA può essere una cosa, mentre per chi poi l'affronta realmente è un'altra. Ad esempio un gradino può essere una rampa, può essere superabile per la legge, però poi di fatto quando una persona con una certa disabilità va ad affrontare un ostacolo, la realtà è un'altra.
Ma secondo lei, Pozzan, la politica sta ascoltandovi, sta cercando di cercare di venire incontro a queste realtà che abbiamo e che meritano delle risposte, ma non delle risposte a medio e lungo termine, dovrebbero dare delle risposte immediate, visto anche la possibilità della tecnologia che abbiamo e che veramente ci fa arrivare nella Luna. Prego, Pozzan. Come affermava anche il papà del ragazzo, rispetto a una volta le cose sono migliorate, ma tutto è migliorabile. Mi sembra che la politica ci ascolti, ma non sempre dia delle risposte, magari fa delle promesse, però non sempre vengono concretizzate. E quindi direi che quando ci viene promesso qualcosa, lo vediamo ascoltati, non si fermi tutto lì al momento per darci contentino, ma venga fatto qualcosa anche nella realtà. Senta Pozzan, cos'è che vorrebbe dire alla politica, specialmente a quella politica che abbiamo anche molte donne, fortunatamente dico io, ma dovrebbero muovere anche un passo in più, accelerare un po' di più per le fragilità. Prego Pozzan. Penso che il lavoro di politico non sia facile in questi tempi, perché comunque la coperta è corta e ci sono tante esigenze a cui rispondere, però ci sono anche delle priorità. Scusi Pozzan, parentesi, ma perché la coperta deve essere sempre corta per le fragilità e non per le infrastrutture o per le armi? Questo dovrebbero chiederselo le persone che amministrano i soldi, diciamoci a tutta, e infatti la coperta è sempre corta per le persone che forse dovrebbero farsi sentire un po' di più, come fanno gli altri a cui è riservata la coperta più lunga, insomma. Bisognerà veramente creare questi tavoli di associazioni, cercare di farci sentire, perché veramente le fragilità che io tocco con mano sono tantissime e tutte meritano il massimo rispetto, proprio per cercare di dare il là e di far sentire questa parola inclusività a 360 gradi. Questo è quello che io penso e che dovremmo fare tutti assieme. Allora io saluto Emanuela Pozzan, coordinatrice consulta delle malattie neuromuscolari della Regione Veneto, ringrazio Marco Mazzarioli col papà Stefano Mazzarioli di essere stati con noi per far capire che tutti assieme ce la faremo, basta lottare, aver pazienza e lottare. Adesso cosa facciamo? Adesso andiamo a pranzo con la proposta di Mirella. Rollè di tonno, accompagnato da un'insalata mista, può essere un piatto unico appetitoso per chi è a dieta. Ingredienti per 4 persone: 200 g di tonno in scatola al naturale, 4 patate, un vasetto di yogurt al naturale, 2 cucchiai di aceto balsamico, un ciuffo di prezzemolo tritato, un cucchiaino di senape dolce, sale, pepe. Lessate le patate in acqua salata per circa 40 minuti. Passate le patate sbucciate nel passaverdura insieme al tonno sgocciolato dal liquido di conservazione. Mescolate in modo da ottenere un composto omogeneo. Salate, pepate e insaporite con un goccio di aceto. Aiutandovi con le mani, date al composto la forma di un rotolo e avvolgetelo in un foglio di alluminio. Tenete al fresco fino al momento di servire.
una tazza stemperate la senape con lo yogurt. Salate, pepate leggermente e aggiungete il prezzemolo tritato. Mettete il rollé di tonno su un piatto da portata, tagliatelo a fette e versatevi uniformemente la salsa allo yogurt. Buon appetito!